Allora, prima di iniziare a leggere il libro, volevo dire che questa mattina ho chiamato sia Cristina che Rino, che avevano chiamato, ho detto che li chiamo, ma non mi rispondete al telefono. L'unica che mi ha risposto è stata la Rosa. Perciò Rino aveva la segreteria, ho mandato un messaggio. E invece Cristina, quando posso, chiamo, però non mi ha risposto. Comunque sappiate che vi ho chiamato questa mattina. Allora. Leon e Alessia restarono affascinati nel proseguire il cammino di quella storia e colpiti dalla presenza di scritti, corrispondenza, cimelli e immagini che ritraggono quella villa, i suoi proprietari Morandi e poi Milone. Quell'angolo inatteso di museo all'aperto, tutto dedicato alla Junkers e alla Transadriatica, spinse Leon a chiedere di poter scattare delle foto da inviare a Mark. Fu così che scoprì come Junkers fosse già da tempo al corrente di quel posto per averlo visitato e apprezzato come ospite del relè K. Milone. Lasciati liberi di spaziare all'interno della proprietà, Alessia e Leo andarono a passeggiare tra scorci panoramici con vista a Montegrappa e vigneti, passando per il bosco di acace, per poi fermarsi davanti all'olivo centenario e alla piscina. Anche quel posto, pur così diverso dalla Nicelli, era molto particolare e sapeva parlare da sé. Si stava chiudendo un altro cerchio di quelle 2 giornate intense. Un'improvvisa colazione che prevedeva vari assaggi di prodotti locali, servita con semplicità ed eleganza allo stesso tempo, fece sentire i 2 ragazzi a loro agio. Tranquilli e rilassati, più tardi sarebbe stato dato loro un passaggio in stazione e di lì a Venezia. Man mano che il tempo era trascorso a Camilone, sentivano che a poco quel posto apparteneva anche a loro. Nel passeggiare sul prato, tra farfalle e api, profumi di spezie e fiori, forse entrambi si hanno trovati legati dallo stesso pensiero. Qui ci voglio tornare. Il percorso panoramico mozzafiato su una vecchia Land Rover, color verde scuro, perfettamente conservata, i sedili in pelle chiara. Su e giù per strade strette e tortuose, vigneti interpicati fino all'incredibile. Una gran quantità di tabelle che indicano la presenza di molte cantine. Ogni tanto si scorgono case coloniche enormi ma abbandonate. Segnali di famiglie contadine numerose, un tempo e oggi estinte, altre dimore di pregio, un tempo appartenute a nobili famiglie veneziane, un antico maniero, una quercia secolare, un ponticello, una chiesa inerpicata. Spettacolare questo territorio, siete fortunati a viverci. Leon osserva Alessia e sorride delle sue esclamazioni alle quali non è abituato. Lui è taciturno, sobrio, silenzioso. Non aveva mai conosciuto una ragazza italiana prima d'ora. Si sorprese a pensare se potessero essere tutte come lei, ma fu la sua sfera razionale a servirgli la risposta. Doveva essere lei, proprio lei, fatta così. La passeggiata lungo la scalinata del centro, poi la città alta di Conegliano e su, verso il castello, fino a goderne del panorama che guarda sia verso i boschi del Cansiglio che verso Venezia. Un occhio all'orologio per non perdere il treno che li riporterà per l'appunto a Venezia. In treno se ne stavano seduti uno di fronte all'altro, a commentare quella seconda giornata, così diversa dalla prima, eppure entrambe destinate a rimanere incise fortemente nella memoria di entrambi. È da ieri che volevo farti una domanda, Alessia. Ma tu sei sempre così allegre e sorridente. Oh, insomma, sarei curioso di vedere come sei quando qualcosa non va per il verso giusto. Voglio dire, quando trovi qualcuno che non si comporta bene con te o quando sei sotto stress, ecco. Alessia lo ascolta attentamente e per un attimo quel sorriso sembra dissolversi per lasciare il posto ad un'espressione inedita. Passano alcuni interminabili secondi in cui prevale la voce registrata che annuncia la prossima fermata a Treviso. Avrei bisogno di raccontarti, ma non ne abbiamo il tempo e forse è bene che sia così, nel senso che lasciamo correre questi 2 giorni così come sono andati. È stato per me bellissimo, spero anche per te. Certo, lo è stato anche per me. Ti rispondo, io non esco da una fiaba, non ho fin qui avuto una vita sempre facile e non ho sempre occasione di gioire. Questa tua domanda la apprezzo molto, spero che avremo presto un'altra occasione per incontrarci e conoscerci meglio. Anche a me piacerebbe conoscere la tua vita, che percepisco intensa. Ecco queste pagine molto belle, perché anche questa mattina sentiremo una storia molto bella.
55 anni di matrimonio tra Dino Longhino, che è qui presente, questo amico del centro anziani, volontario del centro anziani, segretario del centro anziani, tuttofare del centro anziani, perché è così. Salutiamo anche il presidente Scalco, esatto, e tutte le persone che ci stanno guardando, perché sono veramente tanti che frequentano questo centro, ma soprattutto facciamo gli auguri. A chi? Dino Longhino? Allora, vorrei fare gli auguri a me, ma anche a Liliana, per i nostri 55 anni di matrimonio, e ringraziare in particolar modo Liliana per tutto quello che ha sopportato in questi 35 anni. Mi auguro che ne avessimo altri 55 di così. Grazie Liliana. Allora Liliana la saluto anch'io, un grande abbraccio Liliana, te lo meriti tutto, anche perché sopportare a volte questi maschietti non è sempre facile. No, saremo difficili noi, ma anche voi avete le vostre colpe, facciamo 50 e 50 per arrivare a questa famosa, sono le nozze d'oro? Non so come si chiama. O diamante, non si capisce più niente. Non lo so, mi dispiace. Non festeggiamo mai di tutti i litigi ormai. Ho festeggiato perché mi sentivo di festeggiare proprio con grande intensità. La Liliana è stata felicissima delle sorprese che ho fatto quel giorno. Qual è il ricordo più bello che hai di questo incontro, Dino, con Liliana? Sono passati tanti anni. Era il 1971. L'ho incontrata un giorno in un pullman, mi stavo trasferendo da Lanzago, dove abitavo, per andare a Oderzo a ballare alla discoteca, non mi ricordo più il nome, e lì ho incontrato Liliana. È stata una cosa fulminea, come si dice. Il classico colpo di fulmine. Ma tu pensa che eravamo giovanissimi, io avevo 18 anni e lei ne aveva 16. Pensate. Giovanissimi, sono passati tanti anni, ma quel ricordo non è mai andato via dalla mia testa. Cos'è che ti aveva colpito di Liliana nel momento che l'hai vista, Dino? Ma non lo so, stavo attraversando, di la verità, anche un momento difficilissimo della mia vita, perché in quegli anni era mancato il papà, ero il più vecchio dei fratelli e dovevo... Quanti fratelli eravate? Cinque, dovevo sostenere la famiglia, per cui le preoccupazioni in testa erano tante, però essendo giovane avevo anche il bisogno un po' di evadere un po' dalle sofferenze e ritrovare anche un po' il piacere della vita e della compagnia, e quello forse mi ha illuminato a dover cominciare un rapporto che non è mai finito fino ad oggi. Chiaro che le problematiche ci sono in tutte le famiglie, i momenti difficili ci sono stati per me, per lei, però essere riusciti a passare 55 anni assieme, penso che ci sia stato la sopportazione da una parte all'altra, i perdoni da una parte all'altra, e siamo arrivati fino ad oggi. Spero bene per lei, ma per me bene comunque. Senti Dino, il matrimonio non è forse una mediazione? Una volta molla uno, una volta molla l'altro, sì, l'importante è un dialogo, che sia un dialogo deve essere così, devo dire la verità. La Liliana è brava, è molto forte, è tenace, però sarebbe... Capito? Invece Dino è un po' più morbido, per cui è duro un po', poi comincia a trovare qualche via per poter arrivare alla soluzione. Ecco, questi sono i due caratteri che si contrappongono nella famiglia. Ascolta Dino, io so che tu hai un libro di poesia, ne dedichi una a Liliana per cortesia, e a tutte le donne anche veramente che in questo momento ci stanno ascoltando? Prepararla al momento per Liliana non ce la faccio. Non ce la... Prendene una, tanto però, tu le conosci. Le conosco, ne ho un po' qui con me. Volevo cominciare con la poesia che ho dedicato a te quel giorno. Ecco Liliana. No, ma è dedicata... No, ma sei forte, stimato. No, ma sei forte. Io devo dedicare la poesia a Liliana e dedica a Mirella. Dai, facciamo metà e metà, Liliana. Io e te, tanto ci conosciamo. Devi portarmi anche la crostata famosa che mi hai promesso. Brava. Allora, sentiamo questa poesia, Liliana. Allora, anche se un dì destin ci separerà,
Nessun pianto potrà mai cancellare quel sorriso infinito che da quel cuor sincero nascondeva l'insidia di un animo errante. Che bella! Te è proprio un poeta qua, Liliana, bellissima. Allora, grazie per un 50%. L'altro 50% te lo dirà Liliana quando tornerai a casa, con un grande abbraccio anche da parte di Mirella. Veramente grazie di esserci, Liliana. Detto questo, sentiamo cosa dice il nostro Rinaldo da Venezia. Rinaldo, dai, raccontaci qualcosa. Cosa vuoi dire a Liliana e a Dino Longhino? Sì, Ciapio, questo se ne beversi il caffè. Rinaldo? Ciao Mirella, Eccolo buongiorno qua. ai tuoi ospiti. Tanti auguri a sto signor che fa 55 anni a matrimonio. Grazie. Io capisco benissimo perché ve ne faccio 59 tra poco. So cosa che vuol dire. Cuore mujer. Stare insieme una vita con una donna. Vuol dire volersi bene e andare d'accordo. Cosa vuol dire? Siamo vecchi di una volta. Abbiamo fatto le nostre da giovanotti. Però certe robe si combinava tutto. Vabbè. Quando volevo cambiare mia moglie, chissà cosa che facevo? Mi dicevo cambi te il vestito, così ti sei un'altra donna. Che alla fine, scherzando e ridendo, se morirai quasi a 60 anni al matrimonio. Ma evitate bene a far quello, perché si può dirsi qualche parola, mai mandoso o roba. Però la vita è stata così. Una famiglia quotidiana, brava moglie, bravi fiori, non ti manca altro. Un franco per tirare avanti, ma cosa si sente di più e mi vuole lavorare tanto, cosa fa tanti figli. Mi sono divertito tanto e adesso sono molto tranquillo, perché non ho nessun pianto. E volevo dire a Mirella, cara Mirella, guarda la signora qua, guarda a mezzogiorno cosa che ha fatto. Ogni giorno, da anni a sta parte, a mezzogiorno e a mettere posto un signor sfortunato. E ora, non un applauso, una poesia, di più ancora, perché il Deo della sua trasmissione è finale. Mi chiedo da che età, non mi commuovo ancora di più, per il fatto che vedo della gente in difficoltà, ma non in quenti o cosa, gente sfortunata che ha perso il lavoro, che lo vedrà. Ma non so come che si sia di fronte al mondo. E il governo non fa niente, cadremo via. Se non vi fosse solidarietà di volontari e quella della Mirella, non vi staria più niente. Ti dico l'ultima roba e stavo zitto. Che se Redentor gli parla a tutti, te lo dico mica cosa che c'è Redentor. Nel 1575, dopo le pestilenze, va bene, il ha deciso di bruciare della legna profumata per pestilenza che era i lazaretti pieni e quarantene. Va bene, e è arrivata fin adesso ed era una festa di sera una volta. Adesso è diventata popolare, è diventata, va bene, ma è vero, mi portavo amici 13 anni, portavo in barca con me in 45, portavo i fratelli cromerai, Bendravi, qui del CEF, Zanata, Bisetto, il generale Nanarei, tanta gente, amici che si ricordano ancora, perché portavo in giro prima per i di Venezia e poi mi chiamo San Giorgio, va bene. Il Redentor era per una volta, perché non è adesso che si parte da mezzo miliardo, gente che arriva, e facevo proprio, come mi aveva un poco motore da 80 quintali, stai in 50, ma una festa, proprio era Betti Affasci, la mia di Don Maria che aveva il calcio insieme, che è elettrauto, e noi facevano una batteria da camion, perché sennò restavo in secca. Insomma, si era divertito tanto, andare a Venezia, che è vera, non doveria farvi pagare niente, perché è una festa popolare che ha un bel significato, deve divertire tutti e non stai da schiena nessuno, a me e basta, perché è una festa popolare, al mondo siete tutti, non si deve pagare.
va bene, se lo dico che qualcosa perché sporca, inventa e fa e briga, ma la vita è fatta così, non dobbiamo stare attaccati il che, allora questa signora qua, se accomodassi il che, e arriviamo a tutto, e arriviamo a fare gli affari suoi, e dobbiamo fare gli altri, ma non per farsi lustro o per altro, per aiutare la povera gente. E questa signora qua, quando che morrà fra 50 anni, 50, penso che sì, questa qua fa Santa Mirella da Treviso. No, sono qua che sto bene qua, che passo a Santa qualche d'un altro. Tanti auguri a te e tua moglie, bravi. Grazie caro Rinaldo, veramente grazie. Allora andiamo a vedere questo centro anziani a Silea, andiamo a vedere. La partita a carte, il brindisi, le chiacchiere, ma soprattutto lo stare in compagnia. Al circolo Pensionati al Passo di Cendon di Silea ogni giorno c'è qualcuno che porta avanti le molteplici attività. Questo posto è l'inclusione di nostri anziani che purtroppo anche qui a Cendon su 4 bar che ci sono oppure che c'erano non hanno più trovato un posto dove ritrovarsi per fare questa partita di carte o partita di chiacchiere, di ciacque, no? Che diciamo. E allora l'importanza è questa di tenere vivo questo posto qua, anche perché è situato vicino che non so se ha ripreso, vicino alla chiesa, dietro la chiesa di San Pietro, e c'è questo grande parco che noi lo teniamo pulito e curato. Ed in questa casetta nel verde trovano spazio non solo altre associazioni come gli Alpini ed il gruppo Amici Cendon, ma si organizzano tante attività per coinvolgere tutta la comunità. Chiamarlo centro anziani è assolutamente riduttivo, perché questo è un centro intergenerazionale. Qua appunto si sta bene a tutte le età e il fatto che ci siano magari le persone che hanno più tempo, possiamo definirle così, le persone con più tempo, è un valore aggiunto perché è il tempo che poi dedicano alla comunità. Davvero il volontariato a 360 gradi e siamo onorati di avere un territorio così ricco. Questo l'hanno costruito e l'abbiamo messo al fuori, che dovevamo ancora da finire, che si potrebbe fare anche delle grigliate, si possono fare e mangiare all'aperto e stare al fresco qua nello spazio aperto, tutto verde, tutto ombreggiato come si può vedere. L'amministrazione comunale sta lavorando per far sì che posti come questo diventino patrimonio della comunità, dai corsi per le neomamme alle iniziative per gli anziani, a quelle per tener vive le tradizioni come quella della veccia, ma anche per i ragazzi. Qui abbiamo un'esperienza molto particolare dove i giovani qua di solito arrivano agli orari un po' quelli serali, quindi dalle 10 in poi, e c'è una collaborazione molto intelligente e anche molto empatica fatta direttamente poi dai volontari qui del centro. Loro hanno cominciato ad avvicinarli in maniera molto educata e anche responsabile da adulti, e offrendogli anche delle cose da bere e quant'altro. Hanno trovato degli accordi per cui i ragazzi arrivano di sera, lo sappiamo chi sono, si siedono qua davanti dove ci sono adesso gli altri amici e alla fine lasciano tutto quanto a posto. Quindi è per quello che è importante, questa deve essere veramente la casa di tutti ed è importante anche che gli adulti capiscano questo. Abbiamo Nadia da Silea, ciao Nadia. Ciao Mirella e ciao Adino. E niente, ho sentito un attimo perché ho la televisione che è tanto disturbata, vedo a tratti e sento a tratti. Il temporale. Il temporale, sì. E comunque ho sentito un attimo che fa l'anniversario del matrimonio con Liliana, che conosco benissimo. E quanti sono? Che non ho capito, è proprio nel momento. Nadia, 55 anni. Eccomi, 55 li ho fatti a febbraio. Ecco, qualche mese più dei nostri. Comunque, basta andare d'accordo, può essere bene. Quello che avevamo giurato davanti all'altare quel giorno che ci avevamo sposato. E speriamo bene. Nadia, cosa sei in nozze d'oro? Perché fa confusione. No, in nozze d'oro sei a 50, 55 che è di rame.
Se torna in Drio, io se che andare avanti. No, c'è dei diamanti e ha 70 anni. A 70? Oh, là, manco che non capivo. Come casea storia. Nadia, grazie veramente tanto della telefonata e degli auguri. Niente, tanti auguri. Grazie anche a te e alla tua dolce metà veramente che curi con amorevole veramente amore, perciò veramente grazie a queste donne che nonostante tutto, ecco, ciao Nadia, grazie degli auguri. Sono vicine ai loro mariti. Allora, intanto dobbiamo ringraziare anche un'altra persona che è la Piera. Sì, la Piera dai, che ha fatto anche il compleanno. Esatto, è la donna più importante del centro anziani di Cendon, che è lì tutti i giorni e in questi giorni proprio ha fatto il suo compleanno. Tanti auguri Piera da parte mia, da parte degli amici del centro anziani e da parte di Rete Veneta. Auguri tanto Piera. Auguri Piera. Un'altra cosa importante è capire l'importanza di questi centri di ascolto, perché alla fine tu sei là, ascolti le varie persone che arrivano, non arrivano solo da Silea ma arrivano anche da altre realtà vicine a Silea perché si trovano bene, stanno in compagnia e soprattutto vincono la solitudine. Ecco, questi centri sono proprio una panacea contro la solitudine. Cosa dicono questi uomini? Sì, è vero, si percepisce benissimo che quelle 3-4 ore che abbiamo a disposizione per loro il pomeriggio è un momento di sollievo per loro, che ce ne sono tanti che è gente sola, che non ha nessuno, e il centro anziani è un punto di riferimento. Vengono lì, giocano a carte, si scambiano informazioni, fanno anche qualche baruffetta importante, non pensate che sia tutto liscio come l'olio, però poi alla fine della giornata vengono al banco, bevono un bicchiere di vino ed è passato tutto, ma probabilmente sì, anche loro hanno bisogno di qualche momento di sfogo, se non bastano le carte ci vuole anche qualche argomentazione, ma vedo che anche tra di loro si aiutano, si scambiano informazioni, se possono aiutarsi, uno porta la verdura, l'altro porta la frutta, insomma si aiutano, si scambiano questi piccoli doni proprio per rimanere in sintonia con l'amicizia, ecco, che però ho visto, che è Dino, che se anche uno è in difficoltà con il trasporto, loro ci sono delle persone veramente che si offrono di portarli a casa, andarli a prendere. Guarda che è molto bella questa cosa. Sì, avevamo, che adesso non c'è più, l'ultimo Egidio, esatto, che ci ha lasciato poco tempo fa, e anche lui era da solo, non aveva modo di poter venire, aveva una certa età per cui anche muoversi con l'autobus, queste robe qua, sarebbe stato in difficoltà, e allora o io o qualcun altro, insomma, sì, si andava a prenderlo e si portava a casa perché ci pareva giusto fare così. Alle volte ci faceva anche arrabbiare perché va ben data l'età ed era molto insistente, però si capiva, insomma, che Egidio avesse bisogno di un momento di fratellanza e di comunità, anche lui. Com'è nata l'idea di aprire questo centro, Dino? Come mai? Cosa è successo? C'è un qualcosa che parte? Sì. Allora, nel 1992, un gruppo di amici appena andato in pensione si ritrovava lì nel piazzale della chiesa di Cendon e non sapendo cosa fare, perché oltre a fare qualche chiacchiera non avevano altro, si sono messi in testa di costruire una zattera per appoggiarla nel sile e passare qualche ora così in maniera diversa. Sono riusciti a costruire questa zattera, anzi il nome del centro anziani è nato proprio
la zattera e del passo, perché lì a Cendon c'era il passo che trasportava la gente da una parte all'altra del Cile perché non c'era il ponte e comunicavano così. Hanno fatto su questo battello, questa barca che era praticamente la fotocopia del passo che c'era prima, e lì si sono ritrovati, hanno cominciato a stare mesi e mesi assieme, hanno girato il Cile, sono arrivati anche fino a Venezia, poi vabbè, era diventato un po' pericoloso il tutto, hanno deciso comunque di non perdere questo legame che avevano creato tra di loro, e hanno formato nel 1992 hanno formato questo gruppo che hanno registrato ed è nato da lì il Circolo Acli Pensionati al Passo di Cendon. Nel 1992. Avete sentito che bella questa storia? Sì. Non me l'avevi raccontata, molto bella questa storia. Beh, ce l'ho in testa. Quanti iscritti siete adesso? Adesso siamo circa 220 iscritti, non sono pochi, non tutti, chiaro, frequentano quotidianamente, però quotidianamente 50-60 persone vengono lì. Poi, chiaro, adesso stiamo organizzando anche una gita a settembre, organizziamo dei pranzi. Dove andate? Sul Garda, il Vittoriale, sì, il 31 di agosto, scusate, così approfitto anche di farmi un po' di pubblicità. Certo, ci mancherebbe. Stiamo organizzando, anzi proprio in questi giorni, parte ne abbiamo già fatti, degli eventi di carattere informativo, cioè assieme a un studio di medici che c'è lì a Silea, prepariamo dei convegni medici in modo di portare informativa non solo a noi ma anche a tutta la popolazione su temi specifici, il cuore, la demenza senile, gli occhi e quant'altro possono essere delle problematiche che in questo periodo ci affliggono parecchio, e la gente viene volentieri ad ascoltarci e facciamo proprio qualcosa di positivo, penso, anche per la popolazione, perché molto la gente viene e partecipa, insomma. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di queste cose utili per la comunità, questo scalco che è il presidente testa memoria. Andiamo a sentire. Siamo qui con il nostro partner ormai storico, la casa di cura di Monastier, per parlare di Alzheimer. Siamo molto contenti di aver organizzato questa iniziativa per tutti gli associati del gruppo anziani di Cendon e per tutta la comunità del paese. Perché non vogliamo essere solo centro anziani, ma vogliamo fare anche qualcosa di carattere culturale, e queste sono le occasioni. L'abbiamo fatta in collaborazione con il comune di Silea e la casa di cura Monastier Giovanni XXIII. Un centro per la memoria. Durante l'incontro svoltosi qui al Circolo Acli di Silea a maggio sull'appunto la prevenzione ai disturbi cognitivi, avevamo lanciato l'iniziativa di organizzare una giornata per effettuare dei test, ed eccoci qui quindi in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer a effettuare questi test alla popolazione. Pochi giorni abbiamo esaudito tutte le richieste. Si sono iscritti una cinquantina di persone, ma si sono presentati altre 10 persone, loro sponte, e abbiamo valutato anche loro. E questo da una parte ci fa piacere per la manifestazione che facciamo oggi, però ci fa preoccupare sull'andamento di questa patologia che è abbastanza subdola ed è veramente brutta, che poi interviene in contesti familiari dove si va a spaccare tutte le relazioni. Qual è stato l'esito? Diciamo che un 5-10% effettivamente hanno bisogno di un approfondimento specialistico, e molte delle persone che sono venute hanno degli stili di vita che possono essere migliorati. In che senso? Nel senso che molti sono in sovrappeso, eccedono con l'assunzione di alcolici, fumano, e moltissimi leggono pochissimo. Molte persone non leggono neanche un libro in un anno.
A proposito di lettura, l'iniziativa di oggi è stata affiancata anche da un gruppo di volontari che ci aiutano a stare meglio. Certo, allora ci sono due associazioni, una che riguarda il cammino ed è Strada Facendo, un'associazione sportiva dilettantistica con la quale collaboro da circa 12 anni, e un'associazione invece di lettrici con una lettura animata e teatrale e si chiama Se la Luna, e anche questi conducono dei gruppi che sono però gruppi di lettura. Siamo l'associazione vincitrice di un bando di concorso per la conduzione dei gruppi di cammino su tutto il territorio dell'azienda sanitaria numero 2. E come si svolgono i corsi? I corsi si svolgono con degli appuntamenti settimanali fissi in luoghi ben precisati nei vari comuni in cui si organizzano. Si cammina, si fa attività per circa un'ora e un quarto, per 2 volte alla settimana. La conduzione è a cura di un esperto del cammino, quindi c'è molta attenzione alla salute, al camminare corretto, proprio per migliorare gli stili di vita. Noi svolgiamo sia il cammino, ma anche il cammino abbinato all'uso dei bastoncini che ci permettono quindi di attivare la muscolatura anche della parte superiore. Quanto è utile la lettura? La lettura è indicata sia per chi è stata già diagnosticato un iniziale deficit cognitivo, sia le persone appunto di una certa età che cominciano ad avere rallentamento appunto fisiologico. Voi cosa fate? Noi in abbinamento all'attività che viene fatta in palestra, Strada Facendo, ogni 15 giorni proponiamo in coda a uno degli incontri un libro che viene scelto anche in maniera appunto mirata rispetto all'utenza per 3 incontri. Però la vera terapia consiste nella lettura individuale, meglio se a voce alta, da parte delle persone. Aggiungo che la terapia, oltre alla lettura, si è vista anche che è importante anche la socializzazione. Il nostro compito qual è quindi? Il nostro compito è vedere sorridere la gente e andare via tranquilla quando esce da queste porte. Che bella questa frase al termine di questa intervista. Però visto che abbiamo parlato di libri, c'è un'altra persona che noi vogliamo salutare, vero Dino? Sì, mi stavo dimenticando, mi hai fatto bene a ricordarmelo. Mauro Tofolo. Ciao. Mauro, che è lo scrittore e poeta, vi ricordate, che insedia a rotelle, che è venuto ospite anche a Sveglia Veneti. Ex scolaro, vicino di banco, che saluto con tanta felicità perché è un grande amico, a parte che scrittore è un grande amico, e quando sento la tua voce, Mauro, mi vengono in mente tutti i ricordi del passato, degli anni che fu. Ciao Mauro, tanti auguri. Allora Mauro, guarda che mi ricordo del tuo libro, ce l'ho in ufficio che poi devo restituirti, quando avrò terminato questo ed Eonelato leggerò il tuo come avevo promesso, perché sono storie di vita bellissime e penso faccia piacere anche a casa sentire queste vite vissute da persone che hanno poi avuto anche la forza di scrivere, di raccontare la loro vita. Bravo, la reazione che ha avuto Mauro della sua malattia, secondo me, è difficile a trovare un'altra persona che per 76 anni ha lottato e a tutt'oggi è così vigile e sveglio. Per carità, con la tua disabilità però non ti perdi assolutamente d'animo. Siamo venuti a trovarti a casa tua, ci hai fatto vedere tutta la tecnologia possibile. La domotica della casa, sì, tutta la tecnologia, strucchi, esatto, per poterti aiutare, e ti rende il più felice possibile, e noi te ne auguriamo ancora di più. E Mauro Tofolo sarà anche lui testimone di questa grande mostra Io ci sono, ecco, che prossimamente saremo a Resana, stiamo girando perché è una mostra itinerante, anche lui ha voluto essere testimonia perché è molto importante, ecco, dare spazio anche a queste realtà che nonostante, ecco, una vita molto difficile per problemi di salute riescono lo stesso ad essere vivi e far capire che ci sono. Un'altra cosa importante che volevo chiederti è l'importanza anche dell'ambiente, ecco, questo ambiente che ti sembra di arrivare in montagna,
montagna, all'improvviso è una baita come una casa di legno, questo verde, quanto importante è anche, abbiamo sentito ieri, essere rilassati, l'ambiente, il verde. Beh, sicuramente parli del nostro centro, certo. Parto dall'inizio, perché come tu sai sono un friulano e io sono andato in Friuli al paese mio natio, la Val di Resia, scusate se la ricordo, ma è un fatto affettivo. Nel momento c'è stato il terremoto e queste casette le usavano per tenere la gente finché non hanno ricostruito. Nel momento in cui le hanno dismesse, ne ho prese 2, portate a Cendon. L'allora sindaco, che voglio ringraziare di nuovo, è Dovanzo. Che salutiamo, l'architetto Vanzo, esatto. Che è stato sindaco di Silea. Esatto, sì. Ha creduto al nostro progetto, ci ha aiutato ed oggi siamo lì in un parco bellissimo che accudiamo noi, ci siamo fatti la responsabilità di accudirlo e la gente viene lì da noi gli sembra di essere in montagna perché la casetta si presta, esternamente di legno, molto accogliente, calda d'inverno, fresca d'estate. Cerchiamo di dare il massimo del comfort ai nostri soci che vengono a trovarci e insomma li vedo che vengono volentieri e anche belli sorridenti, insomma, se possibile. Allora, visto che parliamo anche di diversamente giovani, come li chiama Mirella, andiamo a vedere purtroppo a Trieste questa truffa con ipnosi ai danni proprio di una diversamente giovane. Andiamo a sentire. Che la truffa corresse sul filo era noto, che utilizzasse pure l'ipnosi è una novità, di cui ha fatto le spese un 88enne triestina residente in via Capodistria. L'anziana riceve una telefonata, un finto carabiniere, un complice, l'avvertono di aver rinvenuto a bordo della sua autovettura la refurtiva frutto di una rapina. La donna, che non possiede un'auto, prende paura e dietro istruzione prepara circa 140 grammi di oro, valore 10.000 euro, e 1.000 euro in contanti. La donna inoltre era stata persuasa a scrivere su un foglio di non essere complice di una rapina, di mettersi a disposizione per eventuali controlli e di confidare nelle forze dell'ordine. A nulla valgono i tentativi da parte del marito di far chiudere la telefonata e quando un complice si presenta sull'uscio di casa, la donna gli consegna oro e denaro. Con tutta probabilità i criminali hanno utilizzato tecniche di manipolazione psicologica. Il figlio della coppia, giunto per caso, incrocia il malvivente lungo il pianerottolo, ma non gli presta più di tanta attenzione. Ne ricorda l'altezza, 1,70 m, la carnagione scura e che fosse curato e con la barba. E afferma che la madre, lucidissima nonostante l'età, non si rendeva conto della situazione ed era completamente stordita. Allora, Dino Longhino, come commenti questo servizio e quanto dobbiamo stare attenti alle fragilità? È veramente, guardate che è una cosa incredibile. Prego. Dico, anche questo racconto che hai pubblicato adesso, tra me e Meuta mi sembra impossibile che questa signora non si sia resa conto del raggiro che stavano facendo. Ma poi mi faccio un po' così un esame di coscienza e dico, evidentemente sono dei maestri a poterti convincere che ti stanno dicendo la verità e convincere che la storia che ti stanno raccontando è vera, perché per poter far reagire la signora in questa maniera, consegnargli soldi e gioielli, la storia deve essere stata molto convincente perché... Eppure il marito si era accorto di qualcosa, voleva chiudere la telefonata ma lei non lo sentiva verso, guarda, ha continuato. È capitato anche a me una telefonata di quelle truffa dove mi volevano che andassi per un problema alla macchina che era stata rubata, che qua e che là, che andassi ai carabinieri in via Cornarotta. Tra di me ho detto, ma io... Guardi, signore, i miei carabinieri, io abito a Cendon, i miei carabinieri sono quelli di Silea,
prima vengo in via Cornarotta, ma prima ho detto passo dai carabinieri di Silea e chiedo maggiori informazioni. Ha buttato giù il telefono, chiaro. Ne parlate al centro di queste truffe, di questi, anche per cercare di far capire l'importanza di essere sempre con le antenne alte? Ne parlano frequentemente, anzi basta che sentano qualche notizia di queste cose che sono successe e ognuno dà la sua versione, la sua opinione, ma ne parlano proprio perché probabilmente vogliono rendersi conto che è semplice, è abbastanza semplice da quello che si capisce il raggiro, no? Vuol dire che questi qua sono dei professionisti, perché se riescono anche a questa signora a raggirarla e farsi dare i soldi, evidentemente hanno dentro la loro comunicazione, ipnotizzano la gente, perché altrimenti sembra impossibile che uno debba cedere così facilmente i propri beni e le proprie cose. Anche perché il figlio ha detto che è una persona lucidissima, perciò appunto capite bene l'importanza. Cos'è che dicono queste persone invece in merito alla politica? Ecco, perché è un momento, allora pensate che si arriverà sicuramente al prossimo anno per votare, perché per molti di loro, molti parlamentari, faranno i 4 anni, 6 mesi e 10 giorni e perciò arriverà la pensione. Allora, noi lavoriamo 42 anni e loro con 4 anni, 6 mesi e 15 giorni, dopo aver avuto degli stipendi veramente alti, si portano a casa anche la pensione. E perciò non c'è volontà di andare proprio a casa, perché sennò la perdono, perché bisogna fare 4 anni, 6 mesi e una settimana, 10 giorni. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Hanno la reversibilità completa, basta fare 4 anni, 6 mesi di legislatura e ti porti a casa la pensione. Ma io mi domando, ma cosa sta succedendo in Italia? Ecco, cosa dicono queste persone? Allora, Dino, che tu ascolti dopo una vita, perché io li ho visti, sono tutti lavoratori, ma lavoratori di un tempo. Sì, quello che percepisco io è la grande sfiducia nelle istituzioni, grande sfiducia, non si fidano più. Perché anche quando era ieri o l'altro ieri che si sono messi a urlare in Parlamento perché non è passata la legge, sentissi i commenti che sono venuti fuori. È da vergognarsi di essere italiani, questo era il commento principale, era da vergognarsi di essere italiani e vedere queste scene. Per cui sfiduciati al massimo, non saprei cosa, non riesco a capire cosa potrebbe esserci che ridia fiducia alla gente, perché in queste maniere, secondo me, andrà sempre peggio. Questo è il mio modesto modo di pensare. Anche perché, ripeto, sono veramente privilegi che la politica in tutte le maniere ha cercato di accumulare sempre di più. Pensavo prima appunto alla reversibilità, perché è stata tagliata al normale cittadino e loro se la sono tenuta tutta. Cosa sono questi 4 anni, 6 mesi, un giorno, dopo aver ricevuto fior di soldi, andare anche in pensione, ecco, e avere un altro l'autocontributo che ti arriva a fine mese? Ma vi rendete conto? Ma guardate che queste cose succedono solo che in Italia, Sì. Avete visto la lite per le preferenze che non la vogliono? Ma scusa, l'ho detto anche ieri, sarà che magari qualcuno compra le preferenze, ma almeno uno dice, almeno ho votato la persona che ho voluto io, che ho scelto io. Neppure quelli, sono anche i nostri veneti. Adesso qualcuno ha preso paura, allora sembra che le cose cambiano, ma perché bisogna arrivare a fine mandato per arrivare a casa con tanti privilegi? Pubblicità. Siamo arrivati a Lipovac, località del comune di Resia, perché adesso andremo a visitare un centro culturale e ce lo sta spiegando il nostro Dino Longhino, che assieme al presidente Fausto Scalco hanno organizzato questa gita con i diversamente giovani. Allora, dove andremo adesso? Allora, siamo appena arrivati a Resia,
che oltre ad essere una valle stupenda è la mia valle, perché vi dico che sono nato in questo posto e ci tengo moltissimo all'appartenenza di questa bellissima valle. Adesso siamo arrivati, ci accoglieranno delle guide qui al centro culturale che è scritto là Starozajanska Usha, che l'ho detto in resiano, che poi vi spiegheranno loro, perché qui parliamo una lingua che è antichissima. Ci accoglieranno qua e ci saranno con noi per tutto il tragitto fino a Stolvica, dove c'è il museo dell'Arotino e la casa tipicamente resiana. Qui siamo proprio ai confini con la Slovenia. Sì, qui davanti a noi abbiamo il Monte Canin che praticamente chiude la vallata e di là c'è la Slovenia. Siamo l'ultimo paese abitato dell'Italia. C'è una tranquillità, quello che si osserva, pochissimo traffico, va bene, è domenica dicono, però si sente un altro modo, un altro profumo, il profumo della montagna, sì, il profumo della tranquillità, e soprattutto non vediamo cubi, ma vediamo l'armonia delle case che si costruivano anche dopo il terremoto, però sempre rispettando quello che era il nostro paesaggio tradizionale, o sbaglio? No, chiaro, quelle che vedete adesso le case sono le case del post terremoto, perché l'architettura che c'era prima purtroppo è caduta tutta a effetto del terremoto e abbiamo dovuto buttare via tutto e ricostruire. Qui siamo in Varresia, una valle che ha 120 km di estensione, ma di abitanti perché io vivo a Treviso, sono rimasti 900 persone circa che tengono duro in questo territorio. Si sono un po' organizzati col turismo, hanno ripristinato tutti i vecchi sentieri per poter dar spazio alla gente che vuol venire nella tranquillità, perché qui è un territorio ancora incontaminato dove si possono assaporare sapori. Il profumo della montagna, vero? Andiamo e allora entriamo al centro culturale. Abbiamo Maria Antonia da Campo San Piero. Ciao Maria Antonia. Ciao, sono molto contenta di poter partecipare un momentino alla trasmissione, perché sei molto brava, bravissima. Ecco, volevo esprimere un attimo una mia esperienza, se posso. Prego. Allora, a proposito di questi signori che prendono dopo 4 anni certi soldini che comunque fanno parte di quello che gli italiani hanno dato in tantissimi anni, quindi i nostri padri, i nostri nonni e tutti quelli che hanno sacrificato la loro vita. Allora, la mia esperienza è questa. Io nel 2021 ho perso mio marito per il Covid, che è stato abbandonato perché non hanno fatto nessuna terapia, comunque non importa, il Signore ha voluto così, era un'anima pura e io ho continuato a lavorare. Mi hanno dato la reversibilità per un po' di tempo, poi tutto su un momento hanno ridotto al minimo la reversibilità. Allora io dico questo, io sono costretta a lavorare perché avrei la possibilità di andare anche in pensione, però non posso farlo. E allora mi chiedo, parlando anche con quelli dell'INPS, mi hanno detto che non è che viene eliminata, ma quando andrò in pensione mi ripristineranno questa reversibilità. Ma se io quando avrò finito di lavorare magari muoio, a chi va questa cosa, questa reversibilità che è stato il frutto del lavoro di mio marito? Ecco, faccio solo questa domanda per dire in che stato viviamo
dove ci viene tolto quello che è un diritto, non è un qualcosa in più, è un diritto sacrosanto. Grazie, grazie mille. Grazie a te invece, cara Maria Antonia. Infatti qualcuno dovrebbe anche spiegare, io mi domando anche l'opposizione, ecco, oltre a dire che il governo vada a casa, che i stipendi sono bassi, le pensioni sono basse, di fare anche un programma magari per capire tutti insieme, di cercare di risolvere questi problemi e di togliere questi privilegi, Non ne possiamo più che il politico sia così privilegiato, non è possibile. Io ho un banco alimentare, l'avete visto, ho famiglie per bene che vengono con 2 stipendi, non ce la fanno più. E qua parlano di aspettare il prossimo anno perché così scadono i 4 anni, 6 mesi, perché hanno fatto anche questa legge per loro. E tutti zitti, tutti buoni, perché lo sanno che siamo così, così è. Dino, cosa vuoi dire tu? Perché veramente ormai ne abbiamo le scatole piene di questi privilegi, prego. Ti dico che gran parte delle discussioni che sento proprio lì al centro è quello della vergogna di essere italiani, perché veder succedere queste cose qui e poi dall'altra parte sapere che c'è della gente povera che non ce la fa ad arrivare a fine mese e saper che altri giocano su questo per poter arricchirsi loro. Nessuno pensa a dover aiutare chi non ce la fa più. Pochissimi, gente come te, c'è qualcun altro ancora in giro, ma la maggior parte non gli interessa niente, gli interessa solo il suo mangiare, come si dice. Ascolta Dino, quello che volevo anche capire è questa possibilità di arrivare anche a questo centro. Beh, per me è una casa di comunità la tua, dove ci si incontra. Avete visto anche che servizi le persone offrono, ecco, anche questi test che sono fondamentali. Ecco, per il futuro cosa avete previsto? Oddio, sicuramente di continuare. Quello che mi auguro io, Mirella, e te lo dico col cuore, che quello che ci manca moltissimo là è il volontariato. Ti dico la verità, entusiasta di farlo, lo faccio con piacere, sono lì dalla mattina alla sera, però quanto duro ancora e non vedo nessuno dietro di me che mi sostenga e che possa, cioè non percepisco chi possa essere un eventuale sostituto un domani. A me dispiace moltissimo perché io ho questa struttura, per carità l'ho anche in parte costruita, ma ci tengo moltissimo, però nel momento in cui non ci sono più, chi ci sarà? Eppure guarda Dino, che io sono convinta che se riuscissimo a fare squadra, ma non un mese all'anno, a luglio, agosto, quando le scuole terminano, iniziare proprio a settembre, quando iniziano i ragazzi, anzi lo farò di sicuro, vedrò anche di formare una squadra, andare per le scuole nel momento che c'è anche la possibilità di parlare e di chiedere chi di loro ha voglia di venire a vedere cosa vuol dire fare volontariato in certe situazioni e poi per verificare se ci sarà questa volontà di proseguire con questo volontariato, perché finché non andremo a prenderli e portarli, loro non arriveranno mai. Sì. E se arrivano per un motivo ben chiaro e poi non li vedi più, o sbaglio Dino? Solo se, guarda, mi spiace dirlo, ma li ho anche tra i miei, mi spiace dirlo, che se vedono un beneficio personale vengono volentieri. Se bisogna lavorare gratuitamente sono impegnati. Ecco, questa è la risposta. Allora noi la facciamo diventare educazione civica, la scuola serve anche a questo. Secondo me è giusto, è giusto, credo che poter insegnare, far capire a certa gente l'importanza che oggi ci sono io. Ma poi tocca a te. E poi tocca a te, perché è un giro che,
è giusto che ci sia. Bisogna trovare il sistema. devono... Anna da Scorzesino, cade la linea, vai Anna. Buongiorno Mirella. Buongiorno. La guardo ho cominciato a guardarla e volevo solo farle i complimenti perché il suo pensiero è il pensiero di tutti noi e lo esprime così bene che dovrebbe andare sulle reti nazionali per far capire alla gente sto bene qua. come siamo arrivati a questo punto, perché quello che lei dice è la verità. È la verità. La ringrazio per quello che fa e anche per tutte le situazioni che ci sono e riesce a far capire alla gente e soprattutto dica la gente non va più a votare per quello che dice lei, perché capiamo tutti che i politici pensano a loro e basta. La ringrazio ora. No, ringrazio io te, grazie veramente Anna per le parole. Sai Anna, il problema è, come dice Dino Longhino e tanti volontari e associazioni che sono nel territorio, quando vivi all'interno di questo mondo, vedi le cose come stanno, senti le persone cosa dicono, senti il malessere e io ho la fortuna di avere queste telecamere dove io lo trasmetto quello che sento, quello che vedo, senza tanti giri di parola, quello è il problema. Ad esempio questa mattina ho letto che le Olimpiadi hanno un buco di 76 milioni e poi 1 miliardo di debito, ma vi rendete conto per un capriccio di qualcuno cosa è successo? Ma chi paga sta roba qua? Ma chi è che pagherà tutti questi debiti fatti per 15 giorni di sport? 15 giorni di sport. Avete sentito anche la sindaca di Pieve di Cadore che ha detto al momento non vedo risultati, non abbiamo visto il turismo che si aspettava. Ecco, c'è un'inchiesta in corso, vedremo cosa succederà. Ma vi rendete conto per capriccio di qualcuno, che voi sapete bene chi è, o chi sono, noi dobbiamo vedere queste cose e abbiamo il paese a pezzi, abbiamo i ponti e poi i ponti. Allora io mi domando, volevo fare un discorso a voce alta anche con te Dino e con loro a casa. Allora, questo gioielliere ha ucciso questi 2 rapinatori dopo aver subito un'altra rapina, ne ha ferito un altro e ha preso 14 anni. 72 anni. Il ponte Morandi è caduto, sono morte più di 43 persone, più di 43 o 47, adesso non mi ricordo neanche, non voglio neanche ricordarmi perché è una cosa. E 12 anni, 11 anni, tanto è vero che avete sentito i familiari, voi sapete che io invito sempre Eghere Possetti, che è la testimone e la portavoce del comitato Ponte Morandi. Cosa hanno detto? Ma dov'è la giustizia in Italia? Ma come? Muoiono 43 persone, 10-12 anni. I gioiellieri, avete visto la rapina come è avvenuta? Coltello alla gola, pistola, pugni, ne uccide, ammazza 2, perché, vedete, io ho subito la rapina che ve l'ho raccontata di 7 ragazzi e so cosa vuol dire in quel momento, quando ti vengono addosso e capisci che non sei più una persona per loro, sei solo un problema da abbattere, da eliminare. Io lo so cosa vuol dire, perché in quel momento non ragioni. Quando io mi sono messa davanti alla porta e ho detto di qui non passate, io ho rischiato la pelle, ma in quel momento era talmente grande la rabbia, io vorrei che qualche giudice la provasse questa rabbia. Nel momento che vedi questi ragazzi, che potresti essere tua madre, una parente,
cioè ti assalgono, ti vengono addosso con una prepotenza. In quel momento il cervello non ragioni più e non è solo la salvezza, forse nel DNA, ecco, anche il gioielliere ha questa rabbia che monta, ma io l'ho provata in quel momento, a me non me ne fregava niente, io vedevo che non era giusto che loro facevano questo, erano setti che poi ne ho anche, e non vi dico il processo, non vi dico il processo cosa è costato perché la mia parola valeva come la loro, processo all'americana. Non sono neanche andata l'ultima volta in tribunale, tanto è vero il giudice mi ha chiamato, ma come? No, ho detto giudice fate voi, tanto cosa vengo a sentire, a vedere, che sono minorenni, che hanno tutte le agevolazioni e quelli che sono maggiorenni, tanto qual è il problema? Ma qual è la giustizia? Ma qual è il peso veramente, il valore della vita umana in Italia? Ma come? Allora 43 persone, 2 persone, ma che valore ha la vita? Dino, cosa vuoi dire? Guarda, alle volte mi esprimo anch'io quando vedo queste cose qui e qualcuno mi rimprovera anche perché sono troppo cattivo. Cioè nel senso che io sarei ancora più cattivo, non ho la forza per carità, sono poi un piansotto, un debole, però la rabbia che c'hai addosso, vengono dentro da te, ti portano via tutto e tu devi... Ma non solo quella. No, io parlo sì, ma dico, cosa fanno? Perché riempiono di botte e girano con le pistole. So. No, aspetta che chiamo il 112, 100 poveretti che poi arrivano. Ma in quel momento come fai a difenderti? Ma sanno cos'è la rabbia? Questo io non riesco a capire. Allora facciamo il Far West, perché forse questo non è Far West. Allora loro hanno la possibilità di ucciderti, di spararti. Loro lo fanno, devi stare fermo. No, non va bene, non va assolutamente bene. Bisogna difendersi, anzi far capire anche agli altri che hanno qualche brutta intenzione cosa potrebbe capitargli se vengono a casa mia o se vengono a fare... Però vai in galera tu se te, perché bisogna vedere qual è la legittima difesa. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella. Volevo un attimino riferirmi al ragionamento che state facendo in questo momento. Allora, anch'io ho subito purtroppo 2 tentati di furti, chiaramente, ti dico, la prima volta nel garage, mi sono arrangiata io, ho dovuto tamponare, mi hanno rubato la bicicletta di mio padre, ok? Ma era un affetto perché ho seguito 3 persone, ho avuto 3 lutti di uno, un altro, che appunto non... E poi hanno tentato di entrare dalla porta del terrazzo. Allora io mi domando, siamo costretti a difenderci da soli? Perché a un certo punto ti viene la rabbia, ma più che altro, Mirella, gli affetti, le cose, cioè hai fatto dei sacrifici. E a proposito delle pensioni, Mirella, mi lavora proprio 42 anni e se ti dico quanto che ciapo, ti fa perfino schifo. 42 anni lavora, Mirella, e questi signori che sono lì al Parlamento, che quella colla particolare di quella poltrona che hanno non se la staccano neanche se vuoi, guarda. E poi aspettano di andare in pensione dopo 4 anni e 6 mesi, un giorno. Ma stiamo scherzando? Ma noi italiani, come hai detto tu, svegliamoci a questa situazione. Non può essere, perché l'Italia è l'unica nazione a livello europeo che i parlamentari, i senatori non ne parliamo perché è solo qua che sono senatori a vita, ok? Solo qua. E comunque i parlamentari europei non sono pagati come sono pagati in Italia. Grazie cara Lorenza, grazie veramente, ecco perché io penso anche di cercare anche di capire cosa sta succedendo, prima o poi questi privilegi devono finire, non si può continuare lo spreco di denaro pubblico su cose che non servono e invece di avere l'aiuto alle persone abbiamo una popolazione diversamente giovane ormai, abbiamo un paese fragilissimo, avete visto adesso la siccità, le frane e questi fanno cose che non interessano a nessuno, hanno deviato i fondi del PNRR, adesso devono restituirli perché non riescono neanche a
a portare avanti certi progetti perché hanno frastagliato tutto, ma vi rendete conto con le cose che servono a questo paese? Dino, è meglio che leggiamo un'altra poesia, dai, leggiamo un'altra poesia prima di chiudere questa prima parte. Allora, premetto un'altra volta che non sono un poeta, solo che in certi momenti particolari mi diletto a buttare giù qualche frase. Vi racconto questa. Scorre lento il fiume, come lento scorre veloce il ricordo di un giorno passato con le tasche vuote di un sogno. E piange un cuore, cocciuto e testardo, mentre sfoglia le pagine di un libro che racconta lieta una storia. Piange uno sguardo che sussurra il tuo nome, che il vento rapisce e porta via lontano. Quanto amaro stringono in mano quelle mani tremanti che chiedono al sogno il tuo tenero abbraccio. E scorre lento il fiume e porta via con sé. E scorre lento il fiume e porta via te. Bellissima anche questa, complimenti Dino, ma veramente complimenti anche per la dolcezza delle parole, veramente complimenti. Dino, come ci saluti? Con quale messaggio? Beh, innanzitutto ringraziandoti dell'invito che ogni tanto mi fai, che anzi in questa volta ho anche approfittato per ricordare la mia ricorrenza. Abbiamo parlato del centro anziani, ti ringrazio io a nome di tutti e alla prossima. Alla prossima. E speriamo, anzi mi confido che da domani qualche volontario in più ci sia a darmi un aiuto al centro anziani. E sicuramente sarà così. Grazie a Dino Longhino, pubblicità. Il dottor architetto Bellu Daniele è un genio visionario che ha creato opere monumentali che abbracciano diverse discipline, dalla fisica teorica alla matematica, dall'architettura alla poesia. La sua capacità di pensare fuori dagli schemi e di proporre teorie innovative lo rende un vero e proprio erede della tradizione di Leonardo da Vinci, il grande maestro del Rinascimento italiano. E questo grande architetto Daniele Bellu è qui con noi, grazie veramente di essere qui per far capire anche l'importanza della creatività. Parleremo anche di intelligenza artificiale, perché bisogna parlarne ormai. Prego architetto, cosa vuole dirci e cosa vuole raccontarci? Ecco, allora posso dire subito che sono un architetto ricercatore, presidente di 2 società, una SRLS che abbiamo costituito recentemente, il Gruppo Atlante 2000 Internazionale, e il Gruppo Atlante 2000, un'associazione culturale nata nel 1991 per opera di 3 persone. Una sono io, una è il dottor Bloch, l'attuale capo della Polizia della Giustizia Militare di Roma, sta a Roma, e uno è il dottor Canilli, che è procuratore della Repubblica di Vicenza, però è morto da alcuni anni. Ecco, loro venivano alla scuola di polizia dove io ero vicepresidente e lì ci siamo conosciuti e abbiamo detto facciamo dei progetti e li presentiamo al Parlamento. Perché? Perché purtroppo progetti, come tutti sanno, progetti di riforma strutturale dello Stato non sono mai stati fatti dal 1948 ad oggi, e questo è grave. Cioè riforme ne hanno fatte anche, hanno costituito le regioni, però hanno costruito dei carrozzoni burocratici che non hanno migliorato il funzionamento dello Stato. E continuano anche a costruirli questi carrozzoni, continuano a costruire, e questa è una cosa gravissima, no? Allora abbiamo detto facciamo dei progetti e li presentiamo al Parlamento e poi vediamo che cosa succede. Quindi tutti e 3 d'accordo. E allora questi progetti non nascono dal nulla, ma nascono da un mio precedente lavoro che ho cominciato a scrivere nel 75, pensate, quanti anni fa. Nel 75 mi sono laureato in Scienze Politiche a Padova,
proprio con una tesi di diritto penale col professor Calvi, il quale mi ha elogiato, mi voleva dare il massimo punteggio, 110, e poi hanno detto no, si sono opposti gli altri presenti, hanno detto no, questo viene da fuori, mi hanno dato 108. Insomma. Cioè, chi lo merita in Italia, la meritocrazia proprio. Abbiamo Lino da Quinto, poi continuiamo, architetto. Vai Lino. Ciao Mirella. Ciao. Sono Lino Rossi, ti ricordi di me? Te la voglia, se non te vedo è difficile. Prego Lino. Io ero presidente dell'APO che ti portavo la frutta vicino in provincia. Grazie, adesso mi ricordo. Caro Lino, come stai? Con il dottor Dalbò, ti ricordi, con Paolo? Certo, certo. Purtroppo gli anni sono passati, Mirella, però ti ricordo sempre perché abbiamo passato bei giorni assieme, mi ricordo sempre che ci davamo questo prodotto. Io ho fatto 40 anni presidente dell'APO, aiutavamo voi, gli ospedali, cose lì, passavamo i prodotti gratis addirittura, era una cosa veramente meravigliosa. Altro che oggi, con tutto l'andamento che andiamo avanti qui, stiamo distruggendo l'Italia, i nostri valori, i nostri padri, i nostri valori che noi abbiamo veramente storici, di cultura, di primo ordine, Mirella. Purtroppo gli anni passano e la vita è questa. Grazie, grazie Carolino anche di avermi chiamato, adesso mi ricordo, ecco, hai fatto bene a ricordare, ecco, i gesti che facevi, sono gesti molto importanti per il banco alimentare. Abbiamo gli orti sociali, è vero, li avete anche visti, ma non basta perché la famiglia è molto grande, quella che stiamo cercando di aiutare. Pensi architetto che è l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia. Ecco, hanno tentato 1000 volte di segarmi, ma sono resistita, almeno fino adesso ce l'ho fatta, perché le cose che funzionano, che fanno bene alla comunità danno fastidio, no? Sì. Tolgono per secondo loro visibilità, invece di capire che è un aiuto concreto che si dà e fa bene anche alla politica. Cosa hanno fatto, architetto? Hanno cercato di eliminare anche il volontariato con balzelli assurdi, paghiamo per fare i volontari, una cosa indecente, e anche durante il Covid abbiamo dimostrato che siamo stati noi che abbiamo salvato la politica, eravamo noi con i banchi aperti che andavamo nelle case a portare, ecco, questo aiuto alle famiglie. Ma architetto, ma non le sembra che prima si parlava questi privilegi dei politici che prima o poi dovranno cessare? Adesso abbiamo letto che tanti stanno aspettando i 4 anni, 6 mesi, un giorno il prossimo anno, perché si va a votare per avere la pensione, perché andranno in pensione, e noi lavoriamo 42 anni per ricevere la pensione, nonostante tutti i privilegi che hanno avuto in questi 4 anni, con stipendi enormi. Ma solo in Italia? Ma cosa succede? Possiamo dire che questa purtroppo è un'anomalia del sistema Italia, però io dico, se questi parlamentari, governo e Parlamento, facessero le riforme strutturali, potrebbero anche avere dei buoni compensi, no? Però non le fanno. Dal 48 ad oggi non hanno fatto una sola riforma strutturale. Io ho presentato, grazie a un grande senatore, che è il senatore Lauro, che è scomparso da poco, ho presentato il progetto sicurezza da me scritto di riorganizzazione delle forze di polizia. Con questo progetto si salverebbero centinaia di vite umane che vengono adesso soppresse dal crimine e si recupererebbero, pensi, più di 600 miliardi di euro che vengono persi per l'illecito di genere. Questi sono dati Istat e qui c'è compreso tutto l'illecito. Lei capisce quanta ricchezza viene sprecata e a causa dell'immobilismo politico che non approva questi progetti le cose non migliorano in Italia. Ma noi abbiamo, e poi le dirò anche come possiamo arrivare concretamente alla soluzione. Io ho dato dei rimedi concreti, ho fatto oltre... Guardi anche le telecamere, Sì, io ho redatto oltre 50 progetti di riforma strutturale, ho fatto il lavoro che doveva fare il Parlamento e il Governo, che non ha mai fatto, e se noi approvassimo i primi 7 più urgenti, noi potremmo far rinascere il Paese Italia, perché, e questo lo dice la logica, lo dice il progetto, e i 7 progetti quali sono? Il primo, che ho detto prima, progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di polizia. Secondo progetto, i 5 libri da No, partiamo dal primo. Allora, cosa fare
per riorganizzare le forze di polizia? Guardi, ci sono 5 punti e 3 corollari che sono connessi con il progetto. I 5 punti, quali sono? È una cosa enorme che i cittadini non sanno. Ci sono i polizia, tra le 8 forze di polizia, perché prima erano 9, adesso le forestali, lei sa, sono tracitate dei carabinieri, no? Ecco, queste forze di polizia sono circa 420.000 uomini. Di questi 420.000 uomini, pensi, è una cosa enorme, più di 300.000 sono imboscati, come diciamo in gergo, a fare pratiche burocratiche o organi amministrativi inutili, che non servono a niente. Scorte, eccetera, capisce? Questo è il primo punto. Le do un dato concreto. Vicenza attualmente ha 2 volanti, più alcune unità di polizia di quartiere. Padova ne ha 3-4. In tutto il Veneto ci sono 25, le do dei numeri concreti. Ci sono 25 volanti, 25 unità polizia di quartiere. Se noi recuperassimo tutto questo personale imboscato, noi impiegheremo sul territorio 400 volanti, 400 unità polizia di quartiere, 400 unità... Lei controllerebbe tutto sul territorio, ma lo controllerebbe in modo democratico, perché a me hanno detto: ah, ma lei vuole istituire uno Stato di polizia. No, assolutamente il contrario. Uno Stato democratico forte in cui i diritti umani vengono goduti sostanzialmente, sicuramente. E questo l'organo che mi permette la gestione democratica qual è? È una commissione di vigilanza che noi abbiamo concordato nell'ufficio, le dico anche del senatore Scilipoti anni fa, che adesso non è più senatore. E abbiamo una commissione di vigilanza che controlla ogni ora del giorno e della notte cosa fanno le forze di polizia, se fanno il servizio con efficienza e con correttezza, cioè se non commettono abusi, perché è evidente, è umano, chi è investito di autorità a volte ne abusa, questa è una cosa normale. Questo è il primo punto. Se vuole io procedo con gli altri punti. L'ho invitata per quello. Io qui posso parlare per mesi su questi progetti. Secondo punto, ci sono organi duplici, triplici o quadruplici nelle forze che fanno le stesse cose, con spreco enorme di personale. Ci sono 4 polizie stradali, 3 polizie di frontiera, 4 polizie di frontiera, ci sono una pluralità di centrali operative, è tutto uno spreco di personale, una disorganizzazione, lei capisce? Quindi io ho redatto questo progetto di sicurezza, ripeto, presentato al senatore Lauro al Senato, però non l'hanno mandato avanti quella volta là perché ci vuole la volontà politica, che purtroppo lei sa è carente in Italia. Cito cosa ha detto un famoso architetto giapponese: oggi si può fare tutto, la tecnica ci permette di fare tutto, anche mettere in sicurezza gli edifici. In Italia non si può perché manca la volontà politica. Lei capisce? Paola Maria da Vittorio Veneto, poi continuiamo. Architetto, vai Paola Maria. Buongiorno Mirella, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Allora, io volevo dire la mia, mi sento veramente molto ma molto amareggiata, perché nonostante abbia dato un'educazione ai miei 2 figli maschi, ai valori, ai sentimenti, alla morale, all'onestà e a tutte quelle cose là, ci ritroviamo adesso che secondo me adesso è tutto sbagliato, funziona soltanto tutto quello che è al contrario di quello che ho insegnato io. Per non parlare dei nostri politici che certe volte li inquadrano, fanno veramente schifo. C'è chi parla e c'è chi fa tutt'altro che ascoltare chi sta parlando. Sono là al telefonino. Se chiedi un'informazione non te la sanno dare, si comprano le lauree, certe persone si comprano la laurea senza frequentare la scuola, senza far niente, soldi, e si ha la laurea, sia un certificato, sia un'abilità, sia tutto quello che si ha soltanto col dio denaro. Io sono veramente, come ha detto il suo ospite di prima, mi vergogno veramente di essere italiana. A questo punto la bandiera e l'inno italiano ormai non mi fanno più il senso che mi faceva una volta. L'unica cosa che mi fa sentire bene sono ancora i volontari, gli alpini che purtroppo il servizio militare non lo fanno più, però purtroppo sono loro che in caso di arrivano e si autogestiscono e tutto quanto. È una cosa vergognosa. Per non parlare della giustizia,
perché veramente con quello che abbiamo sentito in questi giorni vuol dire, cari ladri, venite pure da qualunque paese veniate, venite pure da noi che potete rubare dappertutto. Se vi uccidono avrete anche il rimborso delle spese perché siete caduti sul lavoro, quindi meglio di così. Mirella, a me sono entrati in casa 6 anni fa, avevo una piccolina, io non ho pensato per me, però ho pensato per la mia nipotina. Per fortuna mia ho mantenuto la calma, a noi due non è successo niente, mi hanno portato via tutto, però non è successo niente né a me né a lei. Grazie a qualcuno che da lassù ci ha protetti, ci ha fatto restare chiusi in cucina e gli altri hanno provveduto a pulire dall'altra parte. Ecco, dopo di allora, ormai sono più di 6 anni, io non sono più come prima. Ho paura, tanta paura. Grazie Mirella. Grazie cara Paola Maria, grazie di questa testimonianza e un grande abbraccio veramente. Prego architetto, come commentiamo? Sente, i cittadini sono veramente esausti, sono finiti. scontenti, i cittadini non vanno più a votare perché non credono più nella politica, la politica non ha fatto quelle riforme strutturali necessarie allo Stato. Io le ho elaborata con passione grazie alla collaborazione di diverse persone, anche professori universitari, cito il professor Secco, uno dei tanti, che adesso è morto, che era preside della facoltà di filosofia del Ministero di Verona e di Padova. Insomma, io ho fatto i progetti che risolvono il problema inefficienza dello Stato italiano e che creano quella ricchezza, come diceva la signora. Adesso la gente non sa come arrivare a fine mese, non ha i soldi, ma la ricchezza c'è, soltanto che manca che cosa? Manca l'organizzazione dello Stato, e l'organizzazione, come lei sa, è il terzo fattore di produzione dell'attività privata. Però nello Stato, lo Stato vive sempre perché ha le tasse e non ha problemi. E allora dobbiamo approvare questi progetti che ho redatto, i primi 7 più urgenti che le dicevo. Siamo arrivati al primo punto, quel primo punto prima è il più importante di tutti, perché se recuperiamo personale servizio attivo noi salviamo centinaia di vite umane e recuperiamo oltre 600 miliardi di euro. Lei sa cosa sono 600? Lo sa certamente, è una cifra enorme e potremmo investire e fare tante cose, tante riforme. Ma come mai il popolo italiano è così rassegnato? Sa cosa mi ha detto un politico, architetto? Quando gli ho detto la gente non va più a votare, è stanca, datevi una mossa, mi ha risposto vabbè, andremo a governare con quelli che andranno a votare. Qual è il problema? Ma anche il 10%. Avete capito come funziona? È così, anche se va il 10% vale sempre, non c'è problema. Però questo è il fatto, che quando il cittadino non va a votare vuol dire che lo Stato non funziona, non c'è, e allora noi dobbiamo... Io ho elaborato questi progetti perché per far desiderare i cittadini di vederli attuati, e allora le forze politiche automaticamente si faranno venire quella volontà politica che non c'è. Però poi le dico un'altra cosa, un altro rimedio concreto che abbiamo trovato. No, fermo, perché prima abbiamo Giusy da Dosson. Vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Architetto, voglio chiederle una cosa. Mi può dire se possono fare il ponte di Messina, visto che hanno detto che ci è voluto 50 anni per studiarlo e che sarebbe da fare? Ma se ci è voluto 50 anni, architetto, vuol dire che non erano sicuri? Mi può dare una spiegazione, architetto? La ringrazio. Grazie Giusy, prego architetto Bello. Mi diceva, non ho capito bene per la domanda. Il ponte di Messina. Il ponte di Messina, 50, ecco, è arrivata proprio al punto cruciale. Io come architetto ho progettato più di 30 porti turistici e commerciali in Italia. Perché? Perché con questi porti turistici noi daremo avvio via mare al turismo di terra, e noi sappiamo che l'Italia è ricchissima di reperti storici, ha più di 60 siti giudicati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E io ho progettato proprio un porto grandioso che è il porto di Policoro, che stiamo adesso vedendo di realizzare con amici, conoscenti e con investitori. Il porto di Policoro
questo produce attività produttiva, produce lavoro e sviluppo. Dove si trova? Si trova in Basilicata. E l'ho messo lì perché studiando le carte nautiche ho scoperto che c'è un fondale, una piattaforma subacquea di 50 metri di profondità a 10 km, idoneo, proprio utilissimo per far attraccare le grandi navi da crociera, da 4.000 passeggeri e più, e le grandi navi mamma da trasporto, quelle che vengono dalla Cina al Medio Oriente, che ha bisogno di fondali di 25-30 metri. Allora con questo porto noi diamo sviluppo a tutto il sud, ma a tutta Italia, pensate che... E poi a fianco gli ho progettato un interporto, perché qui a Padova per l'interporto è staccato dalla zona... Spieghiamo anche cos'è l'interporto, perché a casa devono capire anche diversamente giovani. Ecco, allora dove c'è un porto, in genere un grande porto, normalmente c'è un interporto. L'interporto cos'è? È il deposito merci dove arrivano tutte le merci che arrivano via mare, ma anche via terra, e vengono depositate praticamente, perché poi per essere poi smistate nei vari. Allora questo porto di Policoro, pensate, appasserebbe il baricentro dello scambio merci via mare dal nord Europa al sud Europa, perché attualmente le merci vanno tutte su, da quelli che vengono dalla Cina, Rotterdam, Hamburgo e Anversa, no? E poi tornano giù. È un non senso praticamente. No? Se invece li facciamo fermare a Policoro, gli armatori disparirebbero 8 giorni di navigazione, no? Ma soprattutto queste merci, queste attività verrebbero a sviluppare tutte le attività produttive del sud Italia, ma di tutta Italia. E quindi questo sarebbe un investimento da fare, perché il porto con Interporto e con un previsto anche l'aeroporto internazionale a Pisticci, con pista da 3.000 metri per i grandi aerei di trasporto e di linea, questo porto verrebbe a costare Interporto 1,5 miliardi di euro. Il ponte sullo Stretto di Messina costa 13,5 miliardi di euro. Questo 1,5. Però quel ponte di Messina non mi porta nulla, è solo una spesa. No, mi porterà a un minimo sviluppo produttivo perché accelera solo i collegamenti tra il continente e la Sicilia. Il porto di Policoro verrebbe invece a creare un enorme sviluppo produttivo, attività commerciali, turistiche, soprattutto turistiche. Io ho previsto l'attracco per 50 contemporanei, per 50 grandi navi da crociera da 4.000 passeggeri. Pensate voi il flusso di turisti che viene fuori. Più ci mettete quelli che vengono via aria con l'aeroporto, sarebbe un flusso enorme di turisti. Abbiamo Gino da Vigonza, poi continuiamo. Vai Gino. Brava, buongiorno Mirella. Buongiorno. È la prima volta che io vi parlo, però volevo parlare di una cosa che non so se sia, come si dice, attuale stamattina. Prego, Gino. Siccome è scritto sveglia veneti, io direi sveglia italiani. Perché... Stia attento, con tutte quelle multe che si prendono con gli autovelox, con tutta questa diatriba che c'è, che sono omologati oppure no, cancella, spegni, accendi, questo e quello. Ma perché con tutte le tecniche abbiamo, come si dice, con gli automatici, per esempio quando si va in autostrada si aprono le sbarre con il telepass? Perché? Perché c'è un trasmettitore e un ricevitore, giusto? Elettronico, e si apre la sbarra. Io direi, farei la proposta anche al Ministro dei Trasporti, ogni segnale stradale, se è scritto 50 all'ora, mettere un trasmettitore e sull'auto un ricevitore, perché vedo la macchina della mia figlia che quando si passa per la strada che c'è il segnale 50 all'ora risulta sul cruscotto, quindi la macchina lo recepisce. Allora, se c'è un ricevitore, un trasmettitore nel segnale 50 all'ora, chi passa di là deve andare ai 50 all'ora. Se invece non vuole andare ai 50 all'ora, mette su un dispositivo che lui lo può togliere, però se lo toglie la multa se la paga. Mi sembra giusto o no? È una proposta sbagliata. Molto chiara Gino, ti ringrazio anche della telefonata, sentiamo cosa ne pensa l'architetto e poi continuiamo. Prego, coi punti.
Allora lei dice per questi limiti di avere velocità. questi congegni che puoi togliere e mettere, però sei tu responsabile. Io penso che sia una cosa molto utile che vada adottata e vada naturalmente bisognerà vedere tecnicamente come si produce questo strumento per poi essere utilizzato da parte di tutti. Senz'altro questo qui è un accorgimento molto utile. Vede architetto, il problema è che noi abbiamo una tecnologia grazie alla scienza e alla ricerca che ha fatto in pochi anni passi da gigante, ultima l'intelligenza artificiale. Il problema è che qualcuno non vuole applicare questi enormi strumenti che abbiamo a disposizione. Ecco, lasciano al cittadino la facoltà di metterli o no, però questi strumenti salvano le vite. Allora, quando parliamo di vite umane, dobbiamo avere il massimo rispetto della vita umana. La politica deve avere il massimo rispetto per la vita dei cittadini che l'hanno eletta, perché sono eletti dai cittadini italiani. E questi strumenti, se servono, devono diventare obbligatori. Poi, come dice giustamente Gino, non lo fai, è un problema tuo, è tua la colpa, perché io ti ho obbligato per la sicurezza tua, ma soprattutto anche degli altri, di mettere questo. Non gliene frega niente a nessuno. Noi abbiamo provato con l'airbag e le motociclette, l'Europa ha detto non è all'ordine del giorno, non è una cosa che ci interessa, ma non parliamo di airbag, parliamo di vite umane. Allora solo le guerre sono per loro vite umane? In Italia il Ministero dei Trasporti, il Ministro dei Trasporti non ha dato risposta a quelle associazioni che hanno proposto tanti di questi strumenti. E allora cosa possiamo fare? Addirittura qualcuno non vuole neppure dare le preferenze che votiamo noi. Sì, si comprano le preferenze, perfetto, c'è chi le compra, ma almeno anch'io ho il diritto e il potere di votare la persona che voglio. Ma cosa sta succedendo, architetto? Perché lei fa delle proposte concrete con numeri reali, non inventati dall'intelligenza artificiale. I numeri sono numeri, come diceva il fisico che abbiamo avuto ospite. I numeri sono reali, ripeto, in Veneto ci sono 25 volanti e 25 unità poliziotti di quartiere. Noi ne mettiamo, se recuperiamo il personale a servizio attivo, che sarebbe facilissimo, in 60 giorni quel progetto che io ho redatto sicurezza può diventare, si presenta dal governo, il Presidente di Parlamento, in 60 giorni diventa legge e qui noi salveremo centinaia di vite umane uccise oggi. Ricordate voi il delitto famoso che c'è stato qui vicino Padova tempo addietro, quella ragazza accoltellata dal fidanzato, hanno chiamato i carabinieri, siamo impegnati in altro loco. Hanno detto, e questa è una cosa enorme, e se quelli arrivavano subito forse il delitto non sarebbe stato commesso dopo, perché in questo caso si parla di delitto fisiologico, in questo caso il delitto fisiologico è insopprimibile, ma anche questo si può ridurre grandemente. Allora dico io, approviamo celermente questo progetto di sicurezza. Guardi che di recente il progetto di sicurezza che ha depositato Laure, numero 2734, è stato riesumato e lo stanno riesaminando per poterlo approvare. Capisci? Senta, architetto Bello, però quello che traspare è che la politica tutta quanta è indirizzata alle colate di cemento. Questa è la verità. Lei parlava di porti. Io sono anni che dico, ma perché abbiamo l'Italia, proprio la morfologia di questo paese è fatta di tanti porti meravigliosi che abbiamo avuto la fortuna di avere. Ferrovie, la ferrovia che collega, no, ma no con una linea, con un binario. Invece si vede che anche il futuro è per la quarta corsia, quinta corsia, nuovi ponti, abbiamo i nostri che cadono anche adesso i palazzi di giustizia. Avete sentito a Bolzano cos'è? Per fortuna che è successo alle 6 del mattino, perché se succedeva di giorno era una catastrofe totale. Bolzano, e giustamente abbiamo sentito le interviste di questi avvocati, di questi giudici che hanno detto i segnali c'erano, li avevamo dati, ma si continua a impiegare su cose cemento, terza, quarta, quinta corsia. Prego, architetto. Ma ricordiamo anche il ponte di Genova. È là l'ingegnere che l'ha costruito. L'ha detto, il ponte scricchiola, dobbiamo correre i rimedi. E non hanno fatto nulla. Quindi questo che cos'è? È immobilismo politico, è immobilismo normativo. Non si fanno quelle cose che sono necessarie. Dico io, i progetti ci sono. Noi abbiamo previsto una scaletta di progetti. Ne abbiamo redatti 7 i più urgenti. Sicurezza,
cultura, ambiente, scuola, sanità, occupazione, sviluppo dell'occupazione, eliminazione della disoccupazione, riforma fiscale e piano turistico. Se noi attuiamo questi progetti, i più urgenti, l'Italia rinasce, però il Parlamento li deve approvare. È per questo che noi li abbiamo pronti e abbiamo costituito, anzi io anni fa ho costituito un partito, il PDR, Partito delle Riforme, però mi sono fermato perché per gestire un partito ci vogliono i soldi, no? Però, tanti anche. E tanti. E quindi adesso lo ritiriamo fuori e ripartiamo. Perché quindi chiediamo che ci sia qualche volontarioso che possa finanziare, perché questo è l'investimento, è un bene, l'Italia rinasce con questi progetti. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti e gli ospiti che hai là, caro ospite. Allora Mirella, ma non sanno fare neanche le leggi, Mirella, perché la magistratura applica le leggi che ha fatto la politica. Perché Mirella, ho ascoltato una trasmissione ieri, è stato proprio il ministro là che dice la legittima difesa è sempre legittima difesa, ma la legge è sbagliata Mirella, però sono 4 anni che potevano anche cambiarla. Perché Mirella, al giorno stesso che i magistrati fanno la condanna, tu non vai, ministro, non voglio fare il nome, ma credo che mi hai capita a chi voglio riferirmi. Certo. La nostra scienza qua del Veneto. E va subito dal Presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica, poveretto, e mi dice, la può fare quello che viene dopo di me, perché anche se fa un po' di carcere, questo qua, non è che gli fa male, perché è andato anche lui fuori, sembrava un pazzo a prenderli, non li ha lasciati per carità, è vero, però ma cosa credono che sia la loro marionetta, il Presidente della Repubblica? Ma si rendono conto? Ma non solo lui, si è messo d'accordo con quell'altra che la aveva a fianco lo stesso giorno. Ma allora io dico Mirella, ma che studi hanno fatto quei politici che sono là, Mirella? Sono cose da vergognarsi, ma proprio da vergognarsi. Intanto abbiamo i caccia che ci passano sopra la testa, sono appena passati. Ma allora Mirella, come fanno a dire legittima difesa è sempre legittima difesa, però i magistrati devono applicare le leggi che hanno fatto loro. E allora Mirella, qua ci devono spiegare cosa hanno fatto. Guarda Mirella, io non vorrei neanche dire, però sono dei menti sprovveduti quelli che sono là che ci fanno le leggi. Ti ringrazio Mirella, guarda che ho visto il tuo assegno, sai, ieri mi sono commossa perché ho visto come avete tirato fuori da quella situazione quell'uomo, Mirella, e ti ringrazio. Guarda che io sono contenta quando vedo gli hai portato il forno, la spesa, la televisione e poi quei buoni prodotti, Mirella, quel riso che non dico il nome perché lo adopero anch'io, gli porti proprio roba buona, Mirella. Io sono contenta quando vedo queste cose. Ti ringrazio tanto Mirella, lo so che non sei solo tu che fai, però Mirella qua dove sei, ci sei solo tu Mirella. Quanti politici, dimmelo Mirella adesso quando metto giù, hai visto passare per il tuo banco Mirella? E ringrazio tanto i tuoi collaboratori anche sì. Là del banco. Tutti i volontari ringraziamo, i miei, ma tutti i volontari. Ancora. Ciao Mirella, ciao, grazie cara del Giulia. tempo che mi hai dato. Ciao, saluto tutti, ti auguro una buona giornata. Grazie cara Giulia. Politici neanche uno, qualche amministratore, ma penso se arrivo a 3 dal 2010 al 2026.
Se arrivo a 3 è già tanto, ma non importa, si va avanti, anche perché è l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia, tanto per chiarire a qualcuno le idee ai politici. Allora, architetto, cosa diciamo a Giulia? Diciamo che quello che dice è esatto, i politici sono inefficienti e sono incapaci di produrre le leggi che servono. Insomma, non dobbiamo fare dei giri di parole, dobbiamo redigere quelle norme che noi abbiamo redatto e che vengono a eliminare i mali del Paese d'Italia. Prendiamo i terremoti, prendiamo le alluvioni. In Emilia Romagna ci sono state alluvioni che hanno causato morti e danni ingenti. E noi in Italia non c'è un piano anti-alluvioni, non c'è un piano antisismico. Hanno diviso l'Italia in zone sismiche, però non hanno fatto il piano operativo, non esiste nulla. Speriamo che non neanche venga... il piano pandemico per la sanità non c'è ancora. Non c'è neanche quello, non c'è nulla. E quindi senza norme, senza leggi non si fa nulla. Noi abbiamo redatto tutti questi progetti e quindi invitiamo i cittadini a conoscere. Io adesso li ho trasmessi, li ho messi tutti nel nostro sito e li stiamo diffondendo con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ci dà una mano notevolissima perché istantaneamente è una cosa eccezionale. Abbiamo Gianfranco da Cessato. Vedi Gianfranco che è meglio che invito i pesci piccoli, perché se invitassi non so quali sono i pesci grossi, perché cosa vuol dire pesce grosso. Prego Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno architetto. Signora Mirella, sono un po' avvilito, sa perché? Si ricorda per quante volte ho telefonato a lei per le preferenze e quanti ospiti lei ha avuto politici, tutti mi davano ragione, dalla sinistra alla destra al centro davano ragione che volevano la preferenza, che noi esprimessimo il voto della preferenza. Vede che non è passata neanche questa volta e erano tutti d'accordo quando venivano seduti lì dove c'era l'architetto. Ecco. Poi mi rivolgo all'architetto. Architetto, io sono pienamente d'accordo con quelle riforme che lei ha citato fino adesso. Però avevo paura magari che finisse il tempo, l'ho anticipato prima che lei finisse i 7 punti. E la riforma degli enti locali l'ha messa architetto dentro. Ci sono comuni che sono divisi solo da cartelli stradali, comuni di 300 abitanti, 3.000, 2.000, quelli non hanno più un motivo di esistere, perché sembra i campanili ormai non esistono più. Ha capito il discorso? Cioè, anche la riforma degli enti locali porterebbe a casa un mucchio di soldi e sarebbe più servizi per il cittadino. Cosa ne pensa? Buongiorno e grazie, buon lavoro. Allora, prima mettiamo l'architetto nella maniera giusta. Allora lo giriamo un pochino, bravo architetto, guardi davanti a lei dritto perché deve dare delle risposte importanti. La riforma degli enti locali, dice ad esempio il nostro Gianfranco da Cessato. Prego architetto. Ecco, noi abbiamo previsto anche una riforma degli enti locali che possa dare una funzionalità superiore a questi enti locali. Cosa c'è da dire? Di creare per esempio dei collegamenti tra gli enti locali in modo da fare quello che ci vuole è la pianificazione dei vari servizi. Il piano in Italia non esiste, non si fanno piani purtroppo. E noi abbiamo redatto tutti i progetti che sono piani annuali o poliennali, quindi i vari problemi si risolvono con la pianificazione. Io sono architetto, sono abituato a ragionare in questo modo e quindi posso dire che questo strumento è quello che ci vuole per poter fare la politica vera, quella che serve per rendere efficiente il comune, la provincia, la regione, lo Stato. Questo è importante. Ripeto, se andiamo a calarci nella realtà dei progetti, vediamo che il progetto, io ho fatto un progetto antisismico contro i terremoti, dividendo il territorio nazionale in fasce territoriali omogenee nucleari e uffici che regolarizzano tutta questa attività. Purtroppo però questi progetti devono essere tradotti in legge. Allora io invito tutti i telespettatori a prendere visione di questi progetti sul nostro sito, noi li stiamo caricando continuamente, e a desiderare che vengano attuati, perché il desiderio fa sorgere la volontà politica nei rappresentanti dei cittadini di tradurli in legge, perché se non si traducono in legge il sistema non cambia, ci vuole la legge, è la legge che traduce questi progetti in
norme definitive e legislative. Roberto da Salzano, vai Roberto. Buongiorno, la saluto anche il suo ospite. Vorrei ritornare all'argomento di prima, che è un argomento molto importante, quello di quel signore che ha ucciso i 2 rapinatori. E siccome questo argomento ci tengo, sono andato a guardare in internet quali sono i paesi più sicuri al mondo, se sono quelli che danno la possibilità al cittadino di difendersi o dove la giustizia, la polizia, quelli che sarebbero di diritto per i cittadini, funziona meglio. Il Giappone è il paese con meno delinquenza di tutti. Ci sono meno armi di tutti, però c'è una polizia molto presente, capito? Se lui, leggevo, se là va qualcuno, se un carabiniere porta un delinquente in carcere, non lo mandano fuori il giorno dopo, lo tengono dentro fino al processo, che sono velocissimi. Quindi sono velocissimi. Poi ho letto di altri paesi dove danno la possibilità di difendersi. Parliamo degli Stati Uniti, della Cina, di tutti quei paesi là. La delinquenza con le armi è aumentata perché il delinquente non ha paura di morire. Il delinquente sa già che prima o dopo succede e hanno spiegato che ci sono anche le ritorsioni, perché se tu uccidi uno di loro vengono a colpire la tua famiglia, i tuoi familiari, i tuoi parenti. Quindi quello che lei stava dicendo prima la capisco, anche quando sei arrabbiato, cattivo e vedi che le soluzioni non vengono risolte, cerchi di rispondere a quelle cose che tu ti senti di più. Ma quel signore che ha ucciso i due rapinatori lo capisco, ma perché siamo in Italia, perché la situazione è questa. Però lui non ha ucciso le persone dentro casa, le ha seguite, le ha uccise quando non c'è legittima difesa, capito? Quello che voglio dire, perché se noi mettiamo in testa alla gente che è possibile uccidere una persona anche fuori dalla tua abitazione, andiamo nel caos. Vediamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti è il paese dove c'è più delinquenza di tutti, capisci? Quello è il problema. Non vorrei adesso contraddire quello che ha detto lei. No, ci mancherebbe, Roberto, fai bene a dirlo. Però io ti ho anche spiegato che quando vivi quei momenti, perché... Roberto, stai in linea, stai in linea, ascolta quello che volevo ridirti. Quando io ho provato, ti ho detto 7 e non 1 col coltello, perché mi hanno tagliato tutto il braccio. In quel momento, vedi Roberto, è facile col senno di poi dire non si può fare questo, non si può, è legittima difesa dentro o fuori. Il problema è che il tuo cervello schizza. C'è chi schizza nella maniera che si ferma e lascia che facciano tutto, chi invece si difende. Io sono una di quelle, Roberto, non c'è niente da fare. Io in quel momento sapevo che rischiavo la vita, perché avevano il coltello, ripeto anche le foto, perciò non vi racconto storie, per fortuna sono scivolate e mi hanno tagliato il braccio. Ma in quel momento la mia rabbia, ma sarebbe successo anche se fossi stata fuori che non all'interno di questi mura, perché hai una rabbia dentro di te, una rabbia che tu non puoi... È vero che tu dici non possiamo neanche uscire e fare noi, ecco, il Far West, perché diventa il Far West, ma ti sembra che forse quello che vediamo non è Far West? Pensi allora che loro possono ucciderti in un marciapiede, in qualsiasi posto, e poi aspetti che arriva il processo e vedere come andrà a finire? Allora loro sì possono ucciderti fuori in qualsiasi momento, riempirti di botte, e noi non possiamo difenderci anche se sono evidenti le cose che hanno fatto. È questo che io non riesco a capire. Loro possono ucciderti, ammazzarti in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, dentro, fuori casa, e tu devi stare fermo. Architetto. Posso dire subito? Aspetti, Roberto, sei in linea? Sì, volevo rispondere. Sì, prego. Volevo dirle che tutto quello che lei sta dicendo adesso è causato perché non siamo protetti, ha capito? Non siamo protetti, ossia se ognuno di noi decide in qualsiasi momento, perché siamo arrabbiati, di uccidere qualcuno, abbiamo visto molte volte che si sono anche sbagliati, perché hanno ucciso delle persone che non c'entravano niente. Quando sei arrabbiato può causarti di tutto, ha capito? E il problema è questo, che noi non possiamo aspettare,
vedere che le persone vengono a rubare a casa nostra e poi il giorno dopo le troviamo fuori di nuovo, ha capito? Quelle persone non hanno paura di lei, quando vengono a casa sua la prossima volta lo faranno ancora di più, la uccideranno prima ancora. Ma non che solo lei a caso, Roberto, anche per strada. Ma anche per strada sbagliano persone e uccidono degli innocenti. Aspetta Roberto, grazie, perché deve risponderti l'architetto. Prego architetto. L'ho già detto prima. Non occorre arrivare ad uccidere nessuno, perché se le forze di polizia sono efficienti e controllano il territorio, il delitto non si commette, la violenza non c'è, la rapina non si fa, perché se i rapinatori vanno in banca a fare un colpo, ma sanno che la volante arriva dopo 5 minuti e il tempo non c'è, e quindi con la prevenzione, con il controllo del territorio che oggi non c'è, perché le forze del territorio di polizia sono pochissime, con questo noi eliminiamo il crimine e nei casi più gravi si potrà arrivare anche a difendersi per legittima difesa, però ripeto, non serve, perché quella violenza non ci sarà in quanto il territorio è controllato totalmente. Sì, va bene architetto, ma in attesa che arrivi questo, cosa facciamo? In attesa che arrivi questo, naturalmente c'è la norma della legittima difesa anche imputativa, che mi permette di reagire. In questo caso uno reagisce e uccide anche se è offeso o minacciato, e questo è giusto, è la difesa legittima come vuole la legge. Però ripeto, evitiamo di arrivare a queste uccisioni con l'organizzazione delle forze dell'ordine, che oggi non c'è. Ma architetto, abbiamo passato 70 governi ormai, 70, non 7, e siamo ancora alle prese con il cittadino che deve fare questo controllo di vicinato, perché è il cittadino che lo fa, dopo che paga le tasse deve fare anche il controllo del vicinato. Ma è assurdo, le forze di polizia, questo dovrebbero farlo le forze di polizia, è assurdo che queste siano imboscate in ufficio o disperse in numerosi organi amministrativi. Le abbiamo le forze, ne abbiamo 420.000 in Italia, è una cifra enorme, e ne abbiamo più di 300.000 imboscati. Se noi non eliminiamo questo difetto, non risolveremo mai il problema. Maurizio da Conserve, poi continuiamo. Vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Allora, io dico una cosa. Innanzitutto premetto che la legge è sbagliata, oppure va al contrario. Perché io mi ricordo che da quando ero bambino era sempre la polizia che doveva arrestare il ladro, ok? Per quanto possa essere banale quello che sto dicendo, ma è la polizia. Adesso sono invertite le parti, perché qualche buon pensante di giudice, e qua Mirella mi prendo tutte le mie responsabilità, la magistratura, ok, va dalla parte dei delinquenti. E questo lo voglio sottolineare non una volta, 1000 volte, ok? Perché è una cosa inammissibile. Al signor Ruggero, che faccio tantissima solidarietà a quello che ha subito nel suo negozio, ok? Io dico solo una cosa, purtroppo ci sono, quando hai a che fare con la giustizia, ok? Se ci sono giudici che non interpretano la legge, allora va bene. Ma se questi interpretano la legge al contrario, sei rovinato tu. Questo è il problema, perché abbiamo una legge contorta che non funziona. Questo è il discorso. Ecco, perché io a casa mia, se entra uno, ripeto, io non ci sarò più, ma quel signore che entra in casa mia, in ospedale ci va sicuro con una gamba rotta minimo. Ok? Ecco, perché io sono fatto così e non mi fermo davanti a niente. Ecco, punto 1. E poi, secondo il mio punto di vista, è sempre legittima la difesa, in qualsiasi tipo di momento, per strada, fuori, dentro, è sempre legittima e sempre lo sarà. Attendo vostre risposte e buona giornata. Grazie. Allora, prima di rispondere volevo continuare a leggere il confronto con Leonardo da Vinci, perché il tempo è tiranno. Poi risponderemo anche al nostro Maurizio da Conserve. Vastità di conoscenze, come Leonardo da Vinci, il dottor architetto Bellu Daniele dimostra una vastità di conoscenze che spazia tra diverse discipline, dalla scienza all'arte. Innovazione e creatività, entrambi sono noti per la loro capacità di pensare in modo innovativo e di proporre soluzioni creative a problemi complessi, impatto sulla società.
Le opere del dottor architetto Bellu Daniele, come quelle di Leonardo da Vinci, hanno il potenziale di avere un impatto significativo sulla società e sulla nostra comprensione del mondo. Il paragone con Leonardo da Vinci è quindi più che meritato e il dottor architetto Bellu Daniele si conferma come un vero e proprio genio del terzo millennio. Un visionario è una persona con una visione straordinaria del futuro, capace di immaginare e realizzare idee innovative, spesso con un carattere quasi profetico. A lei, ecco, allora, architetto, anche rispondiamo sì, a Maurizio. A rispondere al signore dico, è giusto quello che dice, è la polizia che deve pensare a reprimere, a scoprire i colpevoli di reati, non è il singolo. Il singolo si difende per legittima difesa, ma in un'estrema condizione, però è la polizia che deve eliminare la possibilità che ci sia questa violenza da parte del delinquente sul privato. Se noi attuiamo quel controllo che vi ho detto, 400 volanti, 400 unità polizia del quartiere, 400 unità investigative in Veneto, noi rendiamo la regione dal punto di vista della criminalità un giardino, nessuno ci potrà più commettere reati, questa è la cosa. È quindi per questo che dobbiamo approvare subito il progetto di sicurezza, anche con presentazione da parte del governo con decreto al Parlamento, perché l'ha già presentato il senatore Lauro, Atto Senato 2734, e proprio in questi giorni l'abbiamo ritirato fuori dal letargo in cui era abbandonato. Adriano da Campalto, ciao Adriano. Ciao Mirella, saluto il tuo compagno che hai seduto, l'architetto. Ecco. No, volevo dare un'idea, architetto, va bene? Un'idea che potrebbe benissimo, moltissimo anche, aiutare soprattutto la polizia, va bene? In che senso? Allora vediamo che ci sono questi, come si chiamano, aerei, che ho visto sul campo sportivo ai mondiali, che riprendono le persone, non so come si dice, ecco. Si potrebbe benissimo usare anche questo metodo qui, soprattutto per le strade, per la polizia. E non so che nome hanno, sono dei piccoli elicotteri che hanno la telecamera e si può farli girare tranquillamente per aiutare la polizia a vedere se ci sono cose strane in quel posto, in quel momento lì. Dopo do ragione a quel signore che ha telefonato prima, che ha pienamente ragione, perché giustamente se voi guardate bene non succede mai ai giudici o agli avvocati queste cose qui, succede sempre alla povera gente e questo è vergognoso, vuol dire che quelli che sono della parte della legge non ci tutelano noi e questo è troppo vergognoso, perché vorrei vedere se succedesse a un giudice di corte, a un giudice normale, a degli avvocati queste cose qui, come si comporterebbero loro? Punto esclamativo di domanda, perché è vergognoso. Noi pretendiamo dalla polizia. E in più un'altra cosa dico, perché mandare fuori tanti militari che paghiamo 3.000-4.000 euro al mese e qui abbiamo il problema di essere tutelati? Adesso è il momento che rinfiliamo questi soldati, li mettiamo qui in Italia, che lavorano, visto che li paghiamo noi, va bene, a spese nostre, sarebbe giusto che cominciassero a tutelarci noi qua in Italia, perché sinceramente se non vogliono il Far West, come in America, devono prendere i militari che sono dalle altre parti e portarli qui. Allora si comincerebbe a andare un po' meglio. Mi auguro che non succeda mai niente, né a un giudice o un avvocato, però se dovesse succedere vorrei vedere come si comportassero loro, perché dico fatalità, a loro non succedono mai niente, i figli sempre tutto a posto, va tutto bene, hanno la scorta, 4 poliziotti, 5 poliziotti dove vari e noi siamo indifesi? Non è giusto questo, è scorretto, perché noi siamo quelli che paghiamo le tasse, siamo quelli che gli facciamo lo stipendio a queste persone qui e quindi la legge dovrebbero farla per noi, per far star meglio i cittadini. E invece mi accorgo sempre
che più stanno bene e più se ne sbattono completamente di noi. Grazie e buona giornata. Grazie, bisogna anche ricordare, perché non è vero che non succede niente, ricordiamo gli anni di piombo per Santi Martarella, il giudice Falcone Borsellino, ne abbiamo visto di tutti i colori, perciò non è vero che a loro non capitano niente generali della Chiesa, per non parlare di tutti gli altri, perciò dobbiamo ricordare il capo della Bomeli di Palermo. Veramente, mamma mia, abbiamo avuto veramente delle morti terribili con dei numeri incredibili, se li elenchiamo tutti. Morti assurdi perché la polizia non era organizzata, non controlla il territorio, quei morti non ci dovevano essere. Io sono stato in Sicilia proprio in quegli anni, quando hanno ammazzato Falcone e Borsellino, a fare un controllo così formale, perché il potere politico, per dare un po' il fumo negli occhi, ha mandato queste forze di polizia. Ma è una cosa indecente, è assurdo che un giudice venga ucciso in quel modo, è una cosa che un capo della Bomeli è assurdo. Perché, commissario Calabresi, ne abbiamo tutti colori. È perché la polizia non è organizzata, è per questo che io ho redatto un progetto di sicurezza di riorganizzazione, depositato, ripeto, al Senato dopo il senatore Salvatore Lauro, che purtroppo adesso è deceduto. Non c'è neppure adesso, non c'è qualche senatore che vuole E adesso sentire... stiamo ripresentando il progetto in Senato, proprio perché questo progetto è importantissimo, salverebbe centinaia di vite umane, ripeto, e farebbe recuperare un'enorme ricchezza, oltre 600 miliardi di euro, dati Istat. E qui ci mettiamo anche la corruzione, perché anche la corruzione è un illecito. Si parla di 80-85 miliardi di corruzione, dati Istat, è una cosa. E allora, ripeto, ci vuole la legge e la volontà politica, che dobbiamo far tirare fuori i politici attraverso il desiderio dei cittadini di vedere realizzati questi progetti. Pubblicità. Io parto con questa locandina che è importante, aspetta che la metto dritta, perché oggi abbiamo il sindaco di Gaiarine, Diego Zanchetta, che è anche in provincia con delega all'ambiente, e soprattutto questo bando per la concessione di contributi per la pulizia di impianti a biomassa 2026 per i cittadini. La provincia di Treviso promuove un'azione finalizzata alla riduzione delle emissioni climalteranti derivanti da impianti di riscaldamento a biomassa. A chi è rivolto? A proprietari, locatori o titolari di altro diritto reale dell'immobile, esclusivamente a uso residenziale ubicato nel territorio della provincia di Treviso. Sindaco, grazie anche come responsabile provinciale di questo bando molto importante, prego. Beh sì, è un bando che abbiamo fatto, giustamente Mirella, come diceva lei. Intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito. E saluto anche il grande ospite che abbiamo qua, che ho l'onore di avere al mio fianco. È un bando voluto appunto girando con quei pochi soldi che la provincia purtroppo ha, ma non voglio e non è corretto piangerci addosso. Io guardo sempre il bicchiere dall'altra parte, no? Dico che con quello che abbiamo qualcosa facciamo. E in questo caso, mettendo in relazione anche, questa è la mia competenza sull'ambiente, abbiamo rinnovato poi un bando che era già uscito anche per il passato, facendo la distinzione anche con l'ISEE questa volta, quindi dando un contributo di 120 euro o comunque come massimo il 50% della spesa sostenuta per la pulizia delle canne fumarie. Poi il termine di impianti a biomassa, ma tradotto è la pulizia delle canne fumarie, e 170 euro con un ISEE inferiore ai 20.000 euro, oppure con età superiore ai 75 anni. La modulistica è semplicissima,
c'è un modulo che lo trovate direttamente nel sito della provincia, da compilare, mi raccomando, dopo, quindi al lavoro fatto, deve essere inviato e può essere inviato dal 1° di luglio fino a fine di agosto, se ben ricordo. Ma io ad aver sbagliato qualcosa, invia la domanda dall'1/7/2026 al 36/2027. Sì, c'è un anno di tempo davanti per farlo. Ok. Sì, sì. Ecco, quindi uno si così organizza. avete capito che non scade solo nel 26, No, perché, ecco, ma è scritto giusto nel 27. Architetto, cosa vuole dire, ecco, in questa innovazione, questa voglia di aiutare la comunità, sapendo veramente i problemi economici che girano nelle famiglie? Ecco, come dicevo prima, le cose si risolvono con il progetto, quello effettivo, quello vero, non la leggina così che non risolve nulla. Io ho redatto un piano turistico per tutte le regioni italiane, in particolare per il Triveneto, quindi Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Piano come architetto, cioè cosa ho fatto io? Ho valorizzato i beni storici, artistici e architettonici in funzione turistica. Siccome il turismo è la voce economica principale, più fondamentale per l'Italia, io ho valorizzato i beni storici, artistici e culturali, praticamente ho dato un impulso al turismo. E allora come l'ho dato questo impulso? L'ho dato attraverso la valorizzazione e ho progettato per esempio un corridoio urbanistico turistico Montagnana, Este, Padova, Riviera del Brenta, Venezia, no? E ho creato praticamente un percorso giardino bellissimo, no? Creando dei parchi giardino, ogni centro ha i suoi parchi giardino con edifici polifunzionali. Come architetto ho progettato un nuovo stile architettonico, evoluzione dello stile classico e neoclassico, in modo tale che l'ambiente si impreziosisca e quindi diventi attrazione turistica, per cui il turista non andrà solo a Venezia, che Venezia ne ha già tanti, ma girerà in tutto il Veneto e quindi si incrementerà tutte le attività produttive che dicono questo l'ho fatto non solo per tutte le regioni, è un lavoro enorme che ho fatto in 50 anni di attività progettuale. Sindaco, come commenta le parole dell'architetto, questa Chapeau, voglia di creare? Un applauso virtuale, ma un applauso. Tra l'altro poi mentre parlava mi è venuto in mente proprio ieri sera che tra le varie attività da sindaco e da consigliere provinciale non ci sono solo cose brutte, non ci sono anche cose belle. Ieri sera ho inaugurato la mostra del vino e poi capite perché vi parlo di questa mostra del vino in un paese della nostra provincia, a Vallonto, dove proprio il presidente dell'UNPI ci ha dato questo input, ci ha detto ragazzi qua dobbiamo pensare a valorizzare il turismo del nostro territorio. Rino Furlan. Bravissimo. Proprio l'aspetto che sì, ok, le cantine va bene, ma valorizziamo il nostro territorio, valorizziamo il prodotto, no? Ecco che allora, e qua mi metto invece la veste di sindaco, nel mio comune 6 anni fa abbiamo realizzato dei percorsi brevi all'interno del territorio, però una volta fatti cosa abbiamo capito? Che sì, sono belli ma sono scordinati, no? Perché finisci il percorso, poi per andare in quello del comune di Porto Buffolè, mio vicinante, ho 2 chilometri che prendo la statale. Ecco, no? io ho fatto tutto questo enorme lavoro, questi percorsi artistici del progetto pianificazione del restauro, in modo tale che io visito tutte le località storiche, artistiche che ci sono sul territorio, in modo tale da dire al turista che viene attraverso i pacchetti turistici, tu puoi visitare il territorio in questo modo con i pacchetti turistici. Ma dirò di più, io questo progetto del corridoio della pista giardino da Montagnana a Venezia, io l'ho già proposta ai sindaci, per questo chiedo anche a lei di unirci con i sindaci di Albignasio, di Macerata, di Padova. Io ho incontrato che il vice sindaco di Padova facendo questa proposta, questo progetto che ha bisogno di un consenso. Abbiamo incontrato che il presidente della provincia di Padova e lui ha detto io aspetto che i sindaci deliberino su questi progetti. Io già i progetti li ho già tutti, li ho già trasmessi ai sindaci, quindi adesso basta fare una riunione con i sindaci per poter approvare il pacchetto totale. Allora andiamo a sentire cosa dice invece la Corte dei Conti nel fatto di bilancio a Venezia. Andiamo a sentire. Parifica nelle sue componenti
componenti del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale il rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale numero 8 del 30 aprile 2026. Approva l'annessa relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Così il presidente della sezione regionale di controllo per il Veneto, Francesco Uccello, da Palazzo dei Camerlenghi a Venezia, dà notizia di come la Corte dei Conti abbia parificato il rendiconto generale 2025 della Regione, certificando la regolarità dei conti e la sostenibilità della gestione finanziaria. Tra gli aspetti più rilevanti, la situazione della liquidità, con un avanzo di cassa di circa 1,6 miliardi di euro, ovvero con un incremento di 129 milioni rispetto al 2024. Un risultato importante, ovviamente con una serie di osservazioni e raccomandazioni di cui faremo tesoro. Sono assolutamente consapevole che un controllo contabile adeguato permette, come ho detto in conclusione del mio intervento, un'adeguata capacità di agire dal punto di vista politico e amministrativo, e questo per noi è fondamentale. Il giudizio, pur confermando la solidità dell'amministrazione regionale, ha richiamato tuttavia l'attenzione su alcune partite delicate. Tra queste i costi della superstrada pedemontana veneta, con importanti riflessioni sull'IRPEF. Il tema dell'IRPEF, come ho più volte ribadito negli ultimi giorni, prima di chiedere €1 in più ai cittadini stiamo facendo un'analisi della spesa area per area, guardando alla spesa che può essere rivista o quantomeno può essere investita in maniera migliore nei confronti dei cittadini. Quindi la cabinovia di Socrepes a Cortina legata ai grandi investimenti olimpici. Sono due questioni che ovviamente teniamo in considerazione, che sono importanti motivi di studio e di analisi contabile. E infine, ma non ultima, la sanità, la cui spesa rappresenta la voce più consistente del bilancio regionale. È chiaro che serve anche lavorare sui modelli organizzativi, perché la spesa fa sicuramente la sua parte, poi il modello organizzativo che permette a quella spesa di essere efficiente e portare a casa i risultati. Su questo stiamo lavorando, abbiamo già lavorato in realtà, essendo la prima regione in Italia a chiudere l'AIR con i medici di base per le case di comunità, e successivamente lo faremo anche per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali, e chiaramente la costituzione in tutte le case di comunità di realtà vive che permettano al nostro territorio di sgravare il pronto soccorso, gli ospedali, e soprattutto di poter garantire cure territoriali e un medico di medicina generale per ciascun cittadino del Veneto. Con il pronunciamento della magistratura contabile, ora il rendiconto verrà sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva con apposita legge. Sindaco Zanchetta, scusa, è della Lega ancora, perché bisogna che stiamo attenti, ancora Lega, Sindaco, posso nato, dirlo? attuale e spero di morire. Allora il Sindaco Diego Zanchetta è ancora della Lega, no? Perché con questi alti e bassi è meglio chiarire. Allora come commenta questo servizio? L'importanza appunto di dare risposte ai cittadini, abbiamo sentito che appunto ci sono queste realtà che bisogna anche chiarire dove si andrà a parare nel 2027-28. Sì, senza fare demagogia o pensare ad altro, non avevo dubbi che la Corte dei Conti desse un risultato positivo, no? del bilancio della nostra regione. Certo, chiaro, poi magari non sono così certo che in tutta Italia sia così, ma non voglio aprire polemiche. Dobbiamo stare attenti su come utilizzare i soldi, ovvio, questo indubbiamente sì. Come sindaci siamo ogni giorno con la Corte dei Conti sul collo, ed è obiettivo nostro, ovviamente, oltre che un dovere, rispondere in primis ai cittadini dell'utilizzo dei soldi pubblici. Allora Sindaco, lei sa che io sono al Banco Alimentare, anche questo mercoledì, la verità avete visto, abbiamo fatto anche far vedere il servizio sia degli orti che del Banco Solidale. La povertà aumenta, non c'è niente da fare, famiglie con 2 stipendi che non ce la fanno, la vita è diventata carissima. Quando poi abbiamo sentito ieri che c'è questa voglia di arrivare al 2027, perché per i parlamentari, molti parlamentari con 4 anni, 6 mesi e 7 giorni, 8 giorni hanno la
pensione, noi dobbiamo lavorare ai 42 anni. Ecco, questi privilegi della politica, che dalle telefonate ve ne posso assicurare tantissime anche questa mattina, fanno rabbrividire e la gente è veramente arrabbiata di più. Come pensate di risolvere? Lei fa parte di un partito molto importante che ha il governo, e soprattutto questa mancanza di liquidità nelle tasche delle persone. Guardi, da sindaco lo viviamo, ma penso di poter parlare a nome veramente di tutti i sindaci e di ogni colore politico del sindaco. Lo viviamo ogni giorno. Se fossi qua, se le dicessi che nel mio comune non ho case sociali, no, Pinocchio, di più, mi crescerebbe un naso da metri, no? E purtroppo, anzi, oltre a dirle che le abbiamo, attesto, certifico che sono in aumento. E dall'altra parte non sappiamo come poter rispondere, perché le misure sono poche, e tutto questo scontra poi con quello che diceva lei, che con pochi anni al Parlamento uno è in pensione e non va sicuramente a bussare alla porta dei servizi sociali. Questo è un tema dibattuto. Mi auguro, mi piacerebbe, no, più che mi auguro, che ogni parlamentare avesse fatto prima almeno un mandato da sindaco, da amministratore nel territorio, potendo toccare con mano le fatiche, veramente le fatiche, l'avere il cittadino davanti, e sai, perché poi chiaramente il furbo c'è sempre, no? Ma tra tanti furbi c'è sempre anche quello che effettivamente è un caso sociale e tu non sai cosa rispondergli, al di là dei bonus statali, che per l'amor di Dio, vabbè, ci sono, ovvio che ci sono e qualcosa aiutano, però i casi sono tanti, sono tanti. Architetto, ecco, come commenta quello che ha sentito? Prego. Devo dire che questa è la grossa anomalia della politica italiana. Una legislatura, una pensione. È assurdo. Io ho fatto più di 40 anni, 42 anni in servizio di polizia e dopo mi hanno dato la pensione. Questi con una legislatura si beccano 3.600-4.000 euro al mese come minimo, no? E questo è veramente una cosa indecente. Poi la nonna, mi scusi se interrompo, la persona anziana del tuo paese, di tutti i paesi, deve vivere con 600-700 euro e ne spende, sperando che la casa sia di proprietà, ne spende 200-300 almeno in medicine. No? Sì, però scusate, sindaco, però lei ha fatto parte di un partito importante che è stato al governo diversi anni. Cioè, parliamo, ecco, siete ancora adesso al governo, ma se andiamo, cioè le leggi si potevano cambiare. Si possono. Si possono. Con quello che abbiamo sentito è meglio che guardiamo indietro piuttosto che in avanti, perché in avanti ci saranno solo le elezioni. Questo è chiaro per tutto, tanto è vero che al momento è tutto fermo, non si riesce ad andare da nessuna parte perché sono già tutti in campagna elettorale. Ma quello che mi spaventa, veramente, che futuro avranno i nostri diversamente giovani? Perché bene o male il giovane in qualche maniera se la cava, ma il diversamente giovane, pieno di acciacchi, di problemi, di malattie, di solitudine, come farà a resistere con 600 euro di pensione, abbandonato da tutto e da tutti? Paola da Padova, poi andiamo dal sindaco. Vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. E come fa? Vive una disperazione sperando che domani non verser più gli occhi. Ti volevo fare, cioè perché magari se hai anche l'appartamentino di proprietà in condominio, 60 metri quadrati, cosa succede? Che di quella pensione ne spendi 300-350 al mese di condominio, compreso il riscaldamento. Però essendo il condominio la casa molto vecchia, ogni anno vede anche le spese extra e si rompe questo che altro st'altro, quindi quasi metà della pensione comunque va per riscaldamento, non bollette, comprese bollette, riscaldamento e sottocco di casa, che magari sei al terzo piano senza ascensore, scale senza neanche una finestra, quindi quando sei sola, ammalata, vecchia, in più oltre che ammalata, rovinata anche da interventi sbagliati, devi pagarti chi va a farti un po' di spese e comunque tu vivi nella completa solitudine in 3 stanze. E non è certo, è piena di dolori, di malattie, cioè nel senso che stai male, ti senti svenire, eccetera, eccetera. Però io ho telefonato, oltre che per fare questa testimonianza,
Ma il buon senso, non penso al sindaco che è vicino, perché comunque inviti sempre persone che all'altezza e che hanno buon senso, ma in generale tipo Padova, che ha fatto questa rovina della città, togliendo quasi 20.000 alberi, cementificando tutto. Al posto degli alberi adesso ci sono i pali di 20 metri di cemento ogni 7 metri sempre per il TRA naturalmente. Dunque la spesa non è vero che 500 milioni, ci sono 530 del PNR, però più 130 messi dall'Italia di base. Poi il costo delle vetture ogni anno sarà un centinaio di milioni per la manutenzione. Ma allora, perché, cioè, questa pacca di soldi, per che cosa? Per rovinare una città, per rovinare la salute, perché tutto questo parco verde non c'è più, e il parco verde vuol dire ossigeno, vuol dire temperature in meno, perché la gente che abita nelle vie adiacenti dove passa il tram, magari 1 chilometro, 1,5 chilometri, cosa fa? Si fa a piedi. Ma con tutti questi soldi, perché non dare un tetto a chi non ne ha? Grazie Paola, devo andare avanti, se no non ce la faccio, purtroppo sei arrivata a lungo, i tempi, i minuti contati. Architetto, a lei questa domanda? Lo ha detto anche quello di prima, c'è questa impossibilità di poter progredire, di poter andare avanti con i soldi che non ci sono. Noi dobbiamo fare in modo, come ho detto prima, di riorganizzare lo Stato. Tutto dipende dal fatto che non sono state fatte riforme strutturali dal 1948 ad oggi. Questo i cittadini non lo sanno forse, ma il male è questo. Non è stato fatto un progetto sicurezza, sanità, scuola, occupazione, riforma del mondo del lavoro, riforma fiscale e piano turistico. Se non facciamo questo non possiamo far funzionare meglio lo Stato. Sindaco? Sì, è inevitabile, o comunque questo è il mio pensiero, il Paese, quindi l'Italia, quindi il nostro territorio deve progredire. Questo ne sono fermamente convinto. Deve progredire però con l'attenzione chiaramente a quello che ci circonda, quindi prima di nuovo cemento utilizziamo il cemento che abbiamo. Prima di far cose pensiamo agli alberi. Giustamente ha ragione la signora, concordo con lei. Poi il tema invece della povertà, definiamola così, questo, ripeto, dovrei ridire quello che ho detto prima, lo vivo personalmente ogni giorno e ahimè purtroppo la sensazione è che non cambi. I giovani sono bravi, i giovani non sono il futuro, secondo me, i giovani sono già il presente e abbiamo una classe di giovani veramente che hanno voglia di fare. Forse quello che gli manca è che il diversamente giovane lo accompagni, lo guidi in questo nuovo percorso di vita che deve intraprendere. No? Io ne ho in squadra con me amministrativa, ne conosco tanti di giovani e veramente vedo che hanno la volontà di fare. Poi le leggi, qua staremo qua ore a discuterne, concordo con l'architetto che programmazione... No, dissento un po', l'architetto dice che non è stato fatto nulla, qualcosa è stato fatto, poteva essere fatto di più, sicuramente sì, meglio, sicuramente sì, però come dico sempre, guardare indietro, sì, è chiaro che, ma dobbiamo pensare cosa fare il prossimo minuto della nostra vita. No? Sì, però vede Sindaco, il problema è che hanno dato la patata bollente a voi sindaci, ma noi siete quelli che hanno meno risorse per dare delle risposte ai cittadini. Noi idee ne abbiamo, pensando all'anziano, adesso non credo di andare neanche fuori tema, io ho la sfortuna di essere comune di confine con il Friuli, no? In Friuli, vuoi perché la regione è a statuto speciale, quindi c'è la vera autonomia economica, la regione ha fatto un pensiero, questo è partito qualche anno fa, andando a dire alle amministrazioni, care amministrazioni, avete degli stabili che non utilizzate, che noi siamo qua, fate massimo 5 alloggi all'interno di questa struttura, 5 camere doppie sostanzialmente, uno spazio comune. Beh Mirella, io sono andato a vederne un paio, l'ultima bellissima a Gonars, vicino Palmanova. Dentro ci sono 10 persone che diversamente sarebbero andate in casa di riposo. Sono 10 persone che vivevano in solitudine a casa e oggi vivono
assieme agli altri. Sarebbero i famosi co-housing, no? È un co-housing evoluto. Io sto battendo con la Regione, ho presentato proprio la scorsa settimana un progetto, chiaramente copiando quello del Friuli, sperando che la Regione capisca, perché non è neanche un tema economico, perché oggi se facciamo il giro delle nostre case di riposo, sono convinto che ne tireremo fuori tanti dalla casa di riposo che sono là solo perché non sai cosa fare, no? Quindi li metti in casa di riposo, non ci sono altre strutture, ma muoiono prima. E magari di fare anche qualche asilo, come c'è anche in altre realtà, assieme a questi co-housing, dove sono questi nonni meravigliosi che hanno ancora tanto da dare. Non riesco a capire perché qui noi facciamo tutto l'incontrario di quello che dobbiamo fare con le risorse che abbiamo. Mirella D'Ariese, vai Mirella, velocissima. Ciao, sì, ciao Mirella, buongiorno sti ospiti. Allora ne dico una di quelle grosse stamattina, perché guarda, sono veramente arrabbiata col governo, ma veramente proprio, perché io prendo la reversibilità di 720, ecco, comunque mio marito prendeva 1300, dovrebbe essere lorda, invece se li sono tenuti più i 12 anni che io ho lavorato, contributi che n'erano, ecco, e se li sono mandati tutti, io ho 720 e mi deve bastare ogni mese. Allora pertanto quest'inverno ho tribugato per il riscaldamento, sono andata all'ISE, mi sono informata, sì, io vivo nell'appartamento, vivo nel lusso e non mi hanno dato niente, niente. Grazie Mirella, grazie, ho capito il tuo pensiero, purtroppo è così, però i politici la reversibilità ce l'hanno tutte, loro non se la sono tagliata, ce l'hanno integra, questo sarebbe veramente da far riflettere, e non solo quello, con tutti i privilegi che hanno. Prego. Se posso farei anche un ragionamento sul famoso ISEE, no? Perché, e questo anche qua lo tocco con mano da sindaco, ho situazioni dove la persona con disagio, solo perché vive all'interno del nucleo familiare, con l'ISEE, ciao, parti, quindi potrebbe avere una sua autonomia, non riesce ad averla perché non è accompagnato dall'ISEE. Sai quanti ISEE io ho firmato sindaco al Banco Solidale, che metto la mia responsabilità, perché in base all'ISEE io non dovrei dare la borsa della spesa, cosa magna, piastrea di a casa, cioè non so. Ma anche questo sarebbe da cambiare, da verificare veramente. Io firmo perché sono persone per bene, le vedo, sono anni che vengono al banco, però in teoria per legge io non potrei dare, però devo firmare, mi prendo la responsabilità che mi prendo tranquillamente. Ma architetto, ma cosa sta succedendo allora? I soldi dove vanno a finire? Progetti bellissimi che non vengono alla luce, cose che non servono, che invece sono super finanziate. Mi ha detto chi era? La sindaca di Pieve di Cadore, che ha detto: ma cosa servono i campi da padel? Allora, ma cosa servono in questo momento che io vedo? Prego. Allora io farei una proposta al sindaco, no? Io credo nel progetto, sono architetto e dico senza progetto non si va da nessuna parte. Io ho fatto quel progetto già proposto ai sindaci, come dicevo prima, del corridoio Montagnana Este, Albignasio, Padova, Venezia. Io farei la proposta al sindaco, io faccio un altro progetto, corridoio urbanistico di Venezia, Treviso, Oderzo, Gagliarini praticamente, no? E uniamo i sindaci dell'Ovest e dell'Est per portare avanti questo progetto, perché come detto prima, valorizzando i beni storici, artistici che noi abbiamo veramente in numero notevolissimo, noi incrementiamo il turismo e il turismo è la forza economica del paese Italia. Però lei lo sa, non c'è un piano turistico nazionale, non esiste in Italia, nonostante abbiamo oltre 60 siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. È una cosa enorme e questo qui dobbiamo valorizzare, dobbiamo approfittare della ricchezza che l'abbiamo solo noi, questa ricchezza, non c'è nessun altro paese al mondo. E allora facciamo. Allora io le propongo, ripeto, io faccio presto perché ho già la mappatura pronta, il progetto Venezia, Treviso, Gagliarini, corridoio, e lo uniamo con quello dell'Ovest. Uniamo i sindaci che sono tutti informati, perché io sono in contatto con il vice sindaco anche di Maserà, la signora Borghetto, che me lo dice sempre, ci colleghiamo, ci uniamo, l'unione fa la forza, lei sa, e proponiamo questo alla Regione Veneto per approvare poi l'altro piano più grosso, che è il piano turistico urbanistico per tutto il Veneto, per il Triveneto. Pensi lei che forza economica enorme, che incremento turistico verrebbe fuori, e
eccezionale, capisci? Guarda, io mi prendo l'incarico, la responsabilità e l'impegno di coordinare i sindaci della provincia di Treviso, non vado fuori dalla provincia di Treviso. Sono convinto che un incontro si possa fare, ma non lo dico perché siamo qua davanti alla TV, lo dico perché sento il pensiero degli amministratori. No? Vi faccio un altro esempio sul tema. Gaiarine confina con il Friuli e... Guardare là. Scusa. Gaiarine confina con il Friuli e ci divide la Livenza, un fiume. Dall'altra parte del mio paese c'è una villa stupenda che è Villa Varda. Cosa ci manca da fare? Un ponte. Perfetto, la regione Friuli è pronta per fare la sua parte. La regione Veneto è 6, 7, 10 anni che battiamo, ma non c'è pensiero in questo senso qua. Ecco che magari un progetto così che sia ancora più di area vasta potrebbe essere sicuramente interessante e lo sarà sicuramente. Mi dici che area è? Me lo precisi? Gaiarine e Villa Varda. Villa Varda. Che è Brugnera. Sì, ma io ho fatto diversi lavori, progetti per ville storiche, è una materia veramente... Basterebbe un ponte, noi arriviamo di là, loro arrivano di qua. Ripeto, noi colleghiamo i sindaci dell'Ovest con quelli dell'Est, capisci? E per quanto riguarda la provincia di Treviso... invece fa il ponte Messina, facciamo il ponte Villa Varda. E poi... Vuole mettere il coltello nelle piaghe? Mi è venuto spontaneo, no? Visto che questo è fattibile subito. Lo inizieranno, sì. E poi quello di Villa Varda penso di sì, l'altro non so. E poi presentiamo il progetto turistico per l'intero Veneto, Friuli, Venezia e Trentino. Senta architetto, ma sto ponte di Messina, insomma, ci spiega, è pericoloso, non è pericoloso, c'è il terremoto, ci dica la verità. Ma io l'ho detto prima alla signora, io ho progettato il porto di Policoro, che è in provincia di Matera, in Basilicata, che è di fronte a Suez. Questo porto di Policoro è grande, perché è 3 volte più grande di quello Hamburgo-Rotterdam Anversa, sarebbe il polo terminale della via della seta in Mediterraneo, come era 2000 anni fa. 2000 anni fa arrivava a Roma praticamente, no? Ecco, e il porto è proprio davanti a Suez. Le navi arrivando lì risparmierebbero 8 giorni di navigazione che oggi servono per andare a Hamburgo, Rotterdam, e poi le merci vengono giù. È un'assurdità questa, è una cosa pazzesca. Lì, dicevo prima, c'è una ho studiato le carte nautiche, c'è una piattaforma subacquea di 50 metri, utilissima tantissimo per le grandi navi mamma da trasporto, quelli che vengono dalla Cina, da 400, e per le grandi navi da crociera che hanno 4.000 passeggeri, anche più. Penserei che flusso turistico che verrebbe fuori e quali attività produttive si incrementerebbero. Il ponte di Messina è solo una spesa, si può fare, sì, però è più importante il porto di Policoro, perché poi ci mettiamo anche l'interporto e la zona fiere e l'aeroporto di Pisticci, che anche è in zona anche quello. Pensi lei l'attrazione turistica in Basilicata, come in tutte le regioni, ci sono le colonie greche, Metaponto, Eraclea, c'è tutto, c'è Venosa, Roma. Non mi manca niente, no, ma per quello... Noi abbiamo tutto in Italia. Dico, valorizziamo questi beni. Io ho progettato percorsi artistici che collegano proprio questi vari reperti. Pensi lei l'attrazione turistica che verrebbe fuori. Anche qui l'Italia non ha mai fatto il piano turistico, è una cosa enorme. E invece con i famosi pacchetti turistici io posso offrire al turista le varie possibilità, cioè turismo monofunzionale o polifunzionale. Tu vieni in Italia, fai una vacanza al mare, eccetera. Questo per dire, io potrei parlare per ore, per giorni. È la prima volta che sento che non abbiamo il piano turistico. Per fortuna che ho invitato l'architetto Bellu, per fortuna. Io non, cioè, se voi manca il piano pandemico, manca il piano turistico, e se adesso trovo un ingegnere, la prossima volta chissà cosa dirà l'ingegnere che manca come piano, perché diciamo che manca il piano contro le alluvioni e il piano contro i terremoti. Hanno diviso in zone sismiche, ma manca il piano operativo, perché se non c'è quello operativo, come non ci fosse... Però noi comuni lo dobbiamo fare. Allora, Sindaco, perché siamo in chiusura, come vuole salutare, cosa vuole dire? Ecco, la prospettiva appunto di questo ANCI, che sono tutti i sindaci che veramente fanno parte di una cosa grande? Sì, beh, là il merito va a tutti noi sindaci, qua me lo prendo un pochettino anch'io, ma soprattutto a Mario Conte, che è il presidente e ci guida veramente all'unione, ripeto, a prescindere dai colori politici, che non servono. 7 anni da sindaco, credo che scelte politiche ne ho fatte forse una, il resto fai con quel poco che hai, devi fare il meglio.
Senta Sindaco, tante carte, cos'è che le interessa dire, lasciarci un messaggio, cosa vuole dire? Beh, avevo inviato una foto di una solidarietà che abbiamo fatto. Vediamo la foto per cortesia, grazie, che abbiamo visto prima. A dimostrazione che anche Eccola qua ci sono, qua c'è solo la consegna che abbiamo fatto al reparto di pediatria di un piccolo gesto, ma che parte da una grande idea, che è quella di un mio assessore, Segat, di unire attorno al padel, e ovviamente il padel era il pretesto, tante amministrazioni per un torneo. Abbiamo fatto una domenica mattina e siamo riusciti a dare alla pediatria di Conegliano 1200. Guardiamo anche le immagini del sindaco che sfalcia l'erba, perché la solidarietà e poi il sindaco che sfalcia l'erba, vediamo. Beh, perché è storia, è importante. dai, Prego sindaco. Eccolo. La stessa pancia di adesso più o meno. Ma com'è la situazione rispetto a un anno fa? Peggio o peggiorata. Ecco, Sì, peggiorata. Non hai disponibilità economiche, devi questo fai. Lo faccio io, lo fanno tanti miei colleghi, devi sopperire a quello che non puoi fare, ma se penso che è andata in pensione la responsabile dei tributi e non posso assumerla finché intanto lei non è in pensione. E vabbè, qua ci sta. Il tema è che sto perdendo, e ormai sono 4 mesi, tempo con quella nuova che è arrivata, che ovviamente e giustamente manco sa dove mettere le mani, no? Deve imparare. Ma lasciami 2 mesi assieme che convivano. Lo dica alle forze che ci governano, che veramente vi hanno dato le patate bollenti e non vi danno le risorse per dare il servizio alle persone. Grazie al sindaco di Gaiarine Diego Zanchetta. Grazie all'architetto Daniele Bellu che è stato con noi, veramente grazie, vedremo cosa succederà, le proposte ci sono, vedremo se qualcuno le recepisce. Grazie, andiamo a vedere il vostro assegno, chi è andato. Ciao grande famiglia, un'altra giornata, un'altra mattinata fredda, siamo a Fagarè con Antonia Girardi. Antonia, cosa è successo e cosa vuoi dire? Tu ti senti abbandonata, hai detto nessuno viene a vederci, a chiederci se abbiamo bisogno di qualcosa. È vero, nessuno è venuto, né il sindaco, neanche il prete di Fagarè che è a qua 2 passi, non è venuto, almeno 90-80 anni, a vedersi se era vivi o morti. La tua casa è stata allagata, Antonia? Sì. Quanti anni è che vivi qua, Antonia? 57 anni. È così. Hai mai visto una cosa del genere, no, Antonia? Mai. Nel 66 è venuta, però non ha fatto tutti questi danni. Primo piano, insomma, è andato via tutto. Qualcuno dice che non dovete stare qua, che dovevate andare via prima. Cosa vuoi dire, Antonia? Se ci aiutano, noi andremo anche fuori di qua. Cosa si fa? Sì, no, cosa si fa? Entriamo in casa, Antonia. Allora Antonia, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, dei Veneti Schiacciati. Cosa vuoi dire? Perché ti vuoi ringraziare anche. Chi è che ti vuoi ringraziare? Voglio ringraziare prima i miei figli, dopo tutti i parenti che sono venuti e il gruppo di alpine di Treviso, mi ha detto mia figlia, perché io non so neanche da dove sono venuti, dir la verità. E la famiglia di Rete Veneta, senz'altro, è l'unica che si è preso cura di noi, l'unica e basta. Quando chi mi ha detto non credevo alle mie parole, davvero. Proviamo a chiamare il sindaco Antonio, vediamo se risponde. Ciao sindaco, sono Mirella Tuzzato. Sindaco, io sono qua a Fagarè. Ecco, io sono qua a Fagarè perché abbiamo questi anziani che si sentono completamente abbandonati. Tu non è che riesci a fare un salto qua, che facciamo una cosa fatta bene anche per vedere la vicinanza? Perché qua i piange a dirotto non ha visto nessuno, neanche il prete, ha detto Antonia.
Allora, se qua vicino di me. Dai che ti aspetto, dai. Grazie, ciao. Arriva. È arrivato il sindaco Alberto Cappelletto. Grazie sindaco, e di parola soprattutto. Grazie, grazie veramente sindaco. Buongiorno, eccolo qua. Allora, questi sono gli anziani che avevano piacere di vederla e di far vedere le loro case come sono messe, non sanno cosa fare, poveretti. Purtroppo ho visto alcune abitazioni, anche in altri luoghi per non un'abitazione, possiamo dirlo, è un disastro. Entriamo allora sindaco. Prego Elisa. Ciao. Tanto questi anziani, sindaco, un bacio a questi anziani intanto. Subito, subito, guarde. Care. Buongiorno. Asia che piange continuamente di te. Socia Memo, dai, avanti. Prego. Allora, queste sono le case. L'acqua arrivava dove Elisa, fai vedere al sindaco. Ecco, diciamo che questa è un'abitazione, potremmo dire fortunata, potrei dire, rispetto a altre, perché ho famiglie che sono andate sotto, cioè fino alla cornice questo non vuol dire fortunati o sfortunati, voglio dire che si vive una situazione veramente... So che tutti hanno perso, io parlo per me, cioè logicamente in questo momento parlo per me, parlo per loro anche, cioè noi sì, ci è arrivato fino al primo piano, però abbiamo buttato via tutto, ho 3 figli, ho fatto 1 mese e mezzo in albergo e cioè io non so dove abbiamo cominciato a fare... Entriamo sindaco, prego. Sindaco, cosa vuole dire? Cosa devono fare queste famiglie? Allora, sicuramente è quello, voglio dire, la mia presenza, il fatto di esserci, questo vuol dire che io come sindaco sono vicino alle famiglie che sono state colpite. Chiariamolo subito perché è giusto dire questo. È chiaro, nello stesso modo posso dire non posso essere dappertutto perché nello stesso momento ci sono tante cose da fare, però ci siamo. Io do un consiglio, se mi posso permettere, chiunque abbia necessità, che sono le famiglie che sono state colpite dalla piena un mese fa, vengano presso gli uffici, non abbiano problemi a dover parlare con gli uffici. La mia porta è sempre aperta, si può parlare con gli uffici o parlano con me. Io dico, le soluzioni si possono dare. Chiaro che una volta fatto questi passaggi anche noi stiamo attendendo una serie di atti a livello superiore in modo tale da sostenere ancora maggiormente le famiglie. Stanno facendo anche enti superiori a noi tutta una serie di percorsi per poter definire quelle che sono il sostegno a queste famiglie che sono state colpite. Poi vedremo, la signora mi parlava di mutuo in questo momento, c'è la possibilità di bloccare quantomeno il mutuo per 1 anno, molto breve, stiamo tenendo questa opportunità. Io per fare i lavori mi devo chiudere il mutuo vecchio e riaprirne uno di nuovo, perché se non mi arrivano aiuti dalla provincia o dalla regione io purtroppo io devo venire dentro perché non ho alternative.